Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Uno, due, tre, provano, tutte provano, prova.
organico rispetto a quello dell'anno scorso, però sono situazioni che vanno comunque accettate. Poi se uno vuole contestare le contesta, ma vanno accettate perché fanno parte proprio del mondo del calcio. Certo, purtroppo i cambiamenti sono sempre all'ordine del giorno e io penso sempre comunque che bisogna dare fiducia, tempo per poter mettere in piedi anche una buona squadra quest'anno, per cui è tutto ancora da giocare, vediamo man mano. Anche perché, come si diceva Gigi, il livello che abbiamo visto in queste prime 2 partite della Serie C, nelle partite disputate, non mi è sembrata una cosa eccesso. Anzi, direi che è molto più simile alla Serie D di 15 anni fa, esatto, che neanche a una Serie C come qualità è scaduta molto a livello di Serie C. Direi che almeno una categoria si è persa. Certo. Bene, si è persa una categoria, non sono ancora partite le immagini di Now? Sì, Now TV. Solo una cosa, c'è stato un problema sui microfoni, se potete ripetere le formazioni quindi non siamo partiti? Sì, no, siamo partiti, però c'è stato un problema sulla linea microfonica. Se ripetete le formazioni, grazie. Va bene, perfetto, quindi ripetiamo le formazioni. Aspetta. Quando... Andiamo adesso? Vai. Perfetto, allora per quanto riguarda il Treviso giocano titolari Nobile, Brigati, Bove, Cappelletti, Tomasini, Maestrelli, Paganini, Romeo, Guscer, Odogvu e Liotti. Per quanto riguarda il Lecco, Vettorel, Sin, Arena, Ballamo, Bonaiti, Murillo, debutto per lui stasera, Pellegrino, Metlica, Triacca, Urso e Manetti. Per quanto riguarda i giocatori a disposizione dei 2 allenatori, per quanto riguarda Gorini, allenatore del Treviso, Bisetto, Rossi Filippo, Rossi Gianluca, Brevi, Ciuferri, Mellino, Gerbi, Guillong, Zuin, De Lazzari e Lombardi. Per quanto riguarda Federico Valente, quindi il Lecco, Zuaghi, Capello, Bordoni. Bordone è un nuovo giocatore che arriva appunto in prestito dal Padova. Per quanto riguarda Capello è un giocatore che appunto è di grande esperienza, che proviene quindi ha giocato nel Vicenza. Miali, Sidler che invece arriva dal Winterthur, che ha giocato quindi nella prima serie svizzera. Sidler, Fasan, Rizzo, Polognò, che anche lui è un bel ritorno, quello di Rizzo è stato molto recente. Dallo Zurigo. Sì. Polognoli e Nova sono dei giocatori molto giovani che appunto hanno firmato da poco, cioè allora Polognoli l'ha firmato di recente un contratto da professionista, e poi Jason Anastasini, che anche lui è un prodotto della cantiera dell'Ecco. Intanto c'è un buco nella rete. Sì, Vettarella sta cercando di sistemare il tutto in maniera molto artigianale con lo scotch. E in parole poi appunto oggi si gioca al tennis, e tra l'altro l'ho letto su internet questa cosa, ringrazio un collega, faccio anche il nome, ho letto un articolo di Lecco Online su questa cosa. Praticamente Tenny è praticamente un pilota che praticamente ha corso con tantissimi anni fa la nostra Moto Guzzi, quindi di Mandello, e praticamente è valtellinese, è nato in Valtellina, è diciamo trevigiano di adozione, e praticamente gli è stato intestato lo stadio. Uno stadio che peraltro è sempre stato un po' nemico, c'è sempre stato un po' di problemi tra noi come tifoserie e il Treviso. È uno stadio che è abbastanza pieno, direi che è piuttosto pieno, proprio perché il Treviso c'ha verso 13 anni a tornare in C. Sì, ha sempre fatto. Io mi ricordo che abbiamo giocato quando giocavo io qua, avevamo nel girone, avevamo una signora squadra, allora c'era Rosellame, De Bernardi, mi ricordo che aveva una bella squadra. De Bernardi poi è andato all'Atalanta, De Bernardi. Sì, esattamente. Partiti! Sì, è cominciata, praticamente adesso il Lecco oggi gioca con la terza maglia, questa maglia molto particolare che praticamente viene sfoggiata oggi e di colore nero. Invece per quanto riguarda il Treviso, i padroni di casa che già si rendono pericolosi, attenzione al tiro da parte di Guscer, è stato murato dalla difesa del Lecco, adesso ci sarà rimessa laterale per il Treviso, che quindi oggi gioca con una maglia, la sua consona maglia di colore bianco e azzurro. E praticamente sì, il Treviso tra l'altro è una squadra molto blasonata, che è riuscita dopo tanti anni di difficoltà a ritornare tra i professionisti. Intanto è stata battuta a rimessa laterale, spizza di testa Romeo, poi ancora Lecco che risponde, il colpo di testa di Arena, poi adesso c'è il Treviso che si fa vedere sulla fascia di sinistra con il numero 13 Maestrelli, e poi viene atterrato, non c'è fallo. Non ha toccato. Attenzione, avanza palla al piede, Murillo, attenzione, avanza palla al piede, in velocità, Murillo, il tiro di Murillo, è facile questa, da parte del Treviso, però è stato bravo Murillo, è avanzato molto bene. Si è caricato, è un ragazzone comunque, diciamo che il fisico è un po' quello alla Sipos, un po' più longilineo,
e anche con i piedi probabilmente. Cavolo, veloce, Sì, 1,95 m. Il partito è andato da solo. Lo so, sì, sì. 1,95 m, sfrecciato sulla fascia di destra. 40 metri di campo. Ma direi che è incominciato bene come ritmo la partita, perché subito Sì, loro sì. si sono proposti. No, loro diciamo che sono partiti subito per fare la partita, però hanno Ancora? sbagliato anche qualcosa in questa fase, per esempio di ripartenza, cioè di rimpostazione della gara da parte loro, e la palla è ancora del Pellegrino Lecco. la mette in mezzo, attenzione, può domesticarla. Manetti, vi è stato murato il tiro. Attenzione però al contropiede possibile da parte del Treviso, bravo in questo caso Arena a far valere il fisico. Si sta intrattenendo con un... Arena è Modesto Cosenza, giusto? Sì. no, Salernitana. Ah, Salernitana. Pensavo Cosenza. C'è stato un bel duello fisico con Tommasini e bravo in questo caso Arena a farsi valere. Intanto il Lecco riparte con la manovra da dietro, Mallamo, che era assente la scorsa partita era assente. E si è quindi... sentita l'assenza? Sì. Attenzione, ancora il Lecco che prova ad impostare da dietro, Metlica. La palla all'indietro verso Mallamo, ancora Metlica. Ancora Mallamo. Avanza palla al piede Sin, preso dall'Ospitaletto, avanza come un treno Sin, sulla fascia di sinistra, Pellegrino. La palla all'indietro verso Metlica. Poi Triacca. Apertura intelligente. Sì, Triacca, poi siamo fuori dall'area di rigore. Attenzione, Metlica ha provato a mettere questo passaggio al terzo Sì, ha minuto. cercato un filtrante che non ha filtrato. Sì. Vabbè, delle volte bisogna anche usare qualcosa Sì, se vuole sì. arrivare a Ma creare delle difficoltà. direi che a parte il primo minuto e mezzo di ossessione trevigiana, il Lecco sta giocando la sua gara tranquillamente. Sembra che ci sia anche del ritmo nel vedere Sì, proprio sì, l'inizio della partita. Beh, si sa che Valente ha uno staff proprio che fa della velocità, del ritmo, della tenuta atletica, è un po' un dogma per loro. Intanto prima forse non si era sentito, volevo... Tristezza perché abbiamo visto la curva ospite completamente vuota. Quello sì, sarà un'assenza molto pesante alla quale dovrà far fronte il Lecco. Intanto imposta da dietro, intanto ne approfitto perché prima probabilmente non si era sentito quando stavo annunciando le formazioni, quando stavo parlando dei due allenatori. In pratica c'è stato un precedente tra i due allenatori quando erano in Serie B. Intanto c'è ancora Murillo che scarica bene il pallone in mezzo al campo verso Triacca. Poi il pallone sulla destra ancora per Triacca che riesce a ricevere centralmente da Manetti. Manetti recupera il pallone, poi avanza palla al piede, il Lecco avanza ancora con Mallamo, siamo sul settore di destra, prova a proporsi il Lecco con Pellegrino, sul vertice di sinistra Zin, poi ancora il Lecco in possesso del pallone, attende il varco giusto il Lecco per poter colpire. Poi Mallamo, Metlica. Metlica che è il vero metronomo, sa dare i tempi. Attenzione, sì, il cross in mezzo, la palla che spiove nell'aria e poi la raccoglie facilmente Nobile, ex Renate. E quindi sì, si erano già affrontati questi due allenatori, c'è stato un precedente in Serie B 0-0 e infatti anche Valente in conferenza stampa ha detto che questa sarebbe stata forse una partita da 0-0, forse si conoscono già bene questi due allenatori. Allora, direi che Gigi, che questo ragazzo qui, il centravanti, che si è trovato a debuttare immediatamente dopo essere appena arrivato da Salisburgo, ha fatto già una cosa interessante. Non è iniziato male, Non è iniziato male. Non è iniziato per niente male. Ripeto, noi dobbiamo imparare tutti, noi che abbiamo il Lecco, abbiamo questi colori, che non si può pensare che tutti siano lì con il portafoglio sventolante a comprare, a mettere, a disfare, a brigare. Bisogna anche comunque ricordarsi che bisogna essere tifosi nel bene e nel male. Cioè, quindi questa squadra finora, io l'ho vista la prima partita e devo dire che a parte qualche lacuna che si vedeva, che però in parte è stata colmata da dei nuovi arrivi, non mi è sembrata così male. E poi un'idea di gioco c'è, no? E questo è fondamentale. E comunque l'importante è che te la giochi sempre. Esatto, e poi l'importante, Gigi, è che qui non abbiamo ceduto il metronomo che è Metlica. Ecco, sempre Murillo. Attenzione, Murillo sulla sinistra, viene fermato. Comunque si fa rispettare perché ha fatto un fallo, ripeto, un giocatore importante, questo anche sui colpi di testa probabilmente. Comunque mi sembra molto propositivo e intraprendente. Cioè sì, intraprendente. Si
si dà da fare, che è una cosa È un ragazzo positiva. che in questi primi minuti mi ha favorevolmente impressionato. Sì, non si fa venire problemi, quello che deve fare lo fa e osa, ed è importante osare, soprattutto per un attaccante che deve fare gol. Intanto quindi prova a manovrare da dietro il Treviso al minuto 6, siamo sullo 0-0. Quindi adesso il Treviso prova ad impostare l'azione nonostante il pressing dell'Ecco che recupera il pallone con Metelica, il passaggio verso appunto Murillo, poi Pellegrino, Murillo prova il tiro, altissimo, però ci ha provato. Prova. È uscito anche da una situazione un po' strana perché stava per perdere il pallone e era in mezzo a 2 o 3 giocatori. Ma c'è stata una deviazione forse? Sì, rivediamo il replay, sì, c'è stata una deviazione. Sì. Comunque è uno che si dà da fare. Alla grande. Direi che ha iniziato bene. Sì, bella la curva del Treviso che è piena, probabilmente se ci fosse stata la parte di tifoseria lecchese sarebbe stato un altro tipo di spettacolo per quanto Certo, riguarda il solo tifo. la curva è uno spettacolo. Certo. La curva dell'Ecco è già di per sé uno spettacolo. Calcio d'angolo, minuto 7:34. Adesso c'è Urso sul pallone. Momenti di attesa in cui appunto i giocatori provano a sistemarsi all'interno dell'area. Deve metterla bene, tagliata bene. Urso, Beh, attenzione, poi il colpo di testa a respingere da parte della difesa del Treviso. Anche Urso secondo me ha bisogno ancora di una settimana e mezza, 2. Perché almeno è un giocatore polivalente, può giocare sia a destra che a sinistra, però il problema è che se tu stai fermo fino a 15 giorni non fai il ritiro, sono Certo, cazzi. lo paghi, hai bisogno di qualche tempo in più per metterti a posto, certo. Il ritiro è importante per un giocatore. Attenzione, il colpo di testa a spizzare da parte di Murillo, però si è depositato fuori e ha fatto valere i suoi quasi 2 metri di altezza. Beh, si vede che è un gigante e ripeto è molto più magro fisicamente, però è più veloce di Sipo. È più mobile, sì. Sì, e poi riesce anche a fare, nonostante l'altezza, gli ho visto fare un paio di dribbling come uno che fosse un giocatore di altezza normale. Sì, un po' più basso Attenzione, Nobile, lancio lungo. Il colpo di testa è bravo in questo caso Lecco a sventare la minaccia sulla sua tre quarti campo. Ancora il Lecco che prova a mantenere il possesso del pallone, poi Mallamo, bravo in questo caso Pellegrino, però c'è stato il fallo da parte di Tommasini, quindi ci sarà un fallo, cioè un calcio di punizione a favore del Lecco. In questo caso è stato Cappelletti, scusate, a fare fallo e quindi adesso ci sarà un calcio di punizione a favore del Lecco all'altezza del cerchio di centrocampo. Siamo quasi al 10° minuto, Treviso-Lecco 0-0. Sin sbaglia la misura del passaggio, bravo a recuperarlo in questo caso il pallone, Che ci ha preso, il Treviso. sì. Esatto, ci hanno preso in castagna. Cioè deve stare, ecco, giocatori come Sin che sono parzialmente ancora non al centro della loro carriera, però questi passaggi a metà campo di traverso, Tanto tagli fuori anche i tuoi compagni esatto, sbagliando. metti gli altri nella possibilità di andare in porta. Comunque il Lecco sta tenendo il campo molto bene, dobbiamo dirlo, cioè questo al momento siamo al 10° minuto, dà anche una consapevolezza diversa magari rispetto a quello che uno si era messo in testa prima. Cioè per amor del cielo, il campionato è lunghissimo, ci sono squadre che cominciano malissimo e finiscono benissimo, però La strada è lunga ancora. molto lunga. Urso, la palla, l'1-2, il tiro di Urso centrale. Bellissima azione del Lecco, Scambio. bello scambio, bello Sì, scambio. ha praticamente fatto un 1-2 Urso con il compagno, è Ha riuscito a tirato concludere a di rete. mezzo esterno fatto, Sì, però sono 10 minuti. che il Treviso non si vede più. Esatto, cioè abbiamo avuto un bel impatto come inizio. Speriamo di continuare così. Speriamo, perché certo. Mi sembra che ci siano dei segnali positivi. Brigati prova a vincere il contrasto con Mallamo e praticamente è Lecco però in questo caso ad avere il pallone, il possesso del pallone, quindi ci sarà Sin a battere la rimessa laterale proprio di fianco al suo allenatore Federico Valente. Secondo me Valente gli ha detto di non fare quei tipi di lanci lì a metà campo, è meglio che non li faccia. Attenzione, il Treviso in maniera sconclusionata palle prova... buttate. Sì.
a realizzare un'azione e adesso c'è il Lecco in possesso di palla. Minuto 11. In questo frangente, scusami Certo. Davide, in questo frangente di gioco mi sembra che la squadra che si è fatta piacere di più è proprio il Lecco. Certo, è iniziato benissimo, poi mi sembra bello quadrato, Sì. mi sembra che comunque abbiano anche un'idea di gioco che non è facile averlo subito dopo 2 partite con metà squadra cambiata. Bene, Per cui ci risentiamo subito dopo perché c'è una pausa pubblicitaria. Riprendiamo mentre stai Sì, in Brigati- attacco il Treviso, Sì, palla respinta dal nostro numero 33, Urso. in calcio d'angolo a favore del Treviso. Sì, è stato Brigati a realizzare questo cross sulla destra, praticamente è stato murato da Urso, adesso ci sarà un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa. Adesso penso ci sarà uno schema, c'è Gusher, capitano della squadra, e a fianco c'è un suo compagno e quindi adesso schema, praticamente si allontana il Sì, l'ha messa in mezzo. Gusher, adesso ci sarà questo pallone che viene messo in mezzo e il numero 91 Odogwu che veniva dal Südtirol, quindi un giocatore di grande livello, Sì, ha giocato in Serie ma B. soprattutto di grande fisicità. Come tutti i neri, e mi scuso per la parola neri perché qui in Italia se adesso dici nero e non dici giallo, vedi viene fuori il rebelotto, come tutti i neri è bello fisicato. sì. Però non hanno fatto un granché fino adesso. No. Speriamo che continuino così. Gusher, palla in mezzo, attenzione, mischia in aria, un po' confusionaria, fallo. E quindi può respirare il Lecco, fallo subito da Mallamo. Allora, con Mallamo e Metlica io dico che possiamo avere un centrocampo di un certo tipo, perché Metlica è un giocatore che è stato chiesto anche da squadre di Serie B, poi non si è trovato l'accordo con quello che si vuole, però è ordinato, fa le cose che vanno fatte. Gioco, sì. Le robe delle volte non è neanche facile giocare semplicemente. Eccolo lì, Murillo, sempre in agguato, bravissimo. E fino adesso è uno dei singoli giocatori che mi piacciono di più, mi sono piaciuti di più. Poi si muove molto, per cui Sì, poi non è difficile da prendere in marcatura anche. per un difensore non è che sia al massimo uno che si muove sempre. Attenzione, quindi Cappelletti, la palla verso Odogwu. Odogwu prova a sbarazzarsi dalla difesa bluceleste, la palla in mezzo da parte di Brigati che viene respinta, ancora il numero 2, poi in qualche modo il Lecco respinge, ancora il Treviso, Cappelletti, poi il pallone sempre verso Brigati, questo asse che continua a farsi sentire, ancora Brigati, la palla in mezzo e fuori. Rimessa dal Fondo. fondo campo a favore del Lecco. Tanto piccole polemiche tra i giocatori sul fatto che ci fosse calcio d'angolo. L'angolo. No, gli ha dato l'angolo, Incredibile. l'angolo. Vabbè, incredibile non lo possiamo dire perché non abbiamo visto tutta la dinamica, però se prima tutti stavano ritornando verso... Rivediamo. No, l'ha buttata fuori lui. Gigi, cosa dici? Sì. No, sì, per me l'ha buttata fuori lui, però secondo me adesso dobbiamo stare un po' più attenti perché sono già 2 o 3 volte che Sì, battono esatto. l'angolo e sono quelle situazioni che bisogna stare molto attenti e concentrati. Il capitano del Treviso la mette in mezzo, Gusher, Andiamo colpo di comunque a testa, poi ancora Cappelletti E Vettorella. che la prende in maniera sicura. Io sono per le marcature a uomo perché sono quelle dove il difensore è messo Meglio. Anch'io. Perché a zona che arrivano addosso non puoi neanche saltare, non è così vantaggioso per un difensore. Vettorella, Sin, poi verso Urso, siamo sul settore di sinistra, siamo sulla tre quarti campo del Lecco. Ne usciamo in maniera abbastanza tranquilla. Sì, Murillo,
Sbaglia l'appoggio. No, ha dato una palla corta, l'ha Qui la doveva sbagliata. tenere un attimo, aspettare e poi scaricare. Si è visto l'uomo Doveva dare il tempo al addosso. suo compagno di arrivare Sì, è per vero. sostenerlo. Metlika. Sin, siamo sul cerchio di centrocampo, avanza con grande velocità. Sin, siamo sul settore di sinistra dove c'è Urso, scambia il pallone con il numero 3. Sin, siamo a ridosso dell'area di rigore. Mallamo, siamo sul vertice sinistro dell'area. Attenzione, poi Ha Urso è cercato andato di- incontro. Non so se ha cercato di servire Urso, mi sembra di sì, dalla velocità del pallone, perché se era un tiro in porta, Però secondo me il Sin doveva andare lui e metterla, perché la difesa è sempre messa peggio quando vai sulla fascia e la metti dal fondo. Sin, Le palle buttate allora, dentro è un di- giocatore che secondo me ha delle prospettive, ma è ancora un po' acerbo. Sì, anche... Se bisogna lavorarci sopra. Pellegrino. Comunque il Lecco gioca in maniera ordinata e con un buon possesso palla, perché lascia ben sperare, speriamo. Beh, un quarto d'ora ha fatto bene fino adesso, quasi 20 minuti che giocano. Sin. Che sono molto, hanno personalità e sono molto propositivi. Dopo, vabbè, partita ancora lunga. Odogwu, palla in profondità È e fuori poi gioco. fuori gioco. Tommasini era in posizione irregolare. Il 91 del Treviso è un tipo di centravanti che magari non farà moltissimi gol, però poteva andare bene a noi, no? In alternativa a questo ragazzo, perché è un tipo alla Magrassi, cioè solo che se Magrassi decide inopinatamente di sentirsi male per motivi familiari, non so se la moglie si chiama Regina o Per delle volte le cose succedono per dare magari la possibilità a qualcun altro. esatto. Sin. Poi la palla verso Mallamo. Metlika. Poi ancora il Lecco, sì, è Arena. Metlika è un ragionatore vero. Poi Pellegrino. Urso. Ha perso Sbaglia il tempo. la misura del passaggio, viene anticipato dal difensore. Questa la traiettoria, adesso prova il Treviso a rendersi pericoloso in profondità, ma poi il pallone è direttamente verso Vettorel, quindi non è stato molto preciso in questo caso il Treviso. Mallamo, Metlika, in possesso il Lecco, ancora con il numero 6, poi Murillo prova a lottare. Fallo. Questo, Gli ha dato un vantaggio che non so che a quanti altri lo danno. Urso, poi Mallamo sbaglia la misura del passaggio e quindi il pallone viene depositato fuori. Siamo al 20°. Sono già 2 o 3 azioni che arriviamo lì bene e poi ci manca l'ultima cosa. Sì, l'ultimo questo è passaggio. uno dei limiti di questa squadra, di queste prime 2 gare. L'ultima cosa, quella che può mettere in difficoltà la difesa avversaria, ecco lì magari non dobbiamo migliorare. Però la squadra sta facendo bene, sta tenendo bene il campo, ordinata. Adesso c'è una fase un po' confusa della partita, però adesso viene ristabilito l'ordine perché adesso c'è una rimessa laterale per il Lecco. Attenzione a questo lancio di Metlika verso eventualmente i compagni che erano in profondità, ma non è arrivato a nessuno. Diciamo questo che ha pallone. cercato un'imbucata o un filtrante, ma non... Ma lì ci sta perché se ti va bene sei in porta. Sì, certo, Lì quindi devi osare fare qualcosa, anche perché non è che puoi continuare a fare il cross, con passaggini laterali. no? certo. Niente. se no giochiamo a ping pong e non a calcio. Attenzione, brigati con il numero 2. Attenzione ad Odogwu, il tiro, poi viene murato dalla difesa del Lecco, quindi ci sarà rimessa laterale per il Treviso. Qui eravamo Sì, pensati- era fuori posizione qua, adesso doveva stare sulla sua. Sì, certo. È andato in mezzo. È andato in mezzo e ha lasciato campo a questo qui che ha fatto... Allora, è un'azione pericolosa che però non ha portato a delle conclusioni sfavorevoli al Lecco, ma ha lasciato il Treviso in attacco con una rimessa laterale. Sì, Cappelletti, Paganini e poi viene contrastato Paganini, ma dovrebbe esserci ancora una rimessa laterale per il Treviso, verrà battuta da Maestrelli, che è un difensore centrale e dunque si accinge alla battuta. Il numero 13, minuto 21, siamo sulla tre quarti campo del Lecco.
Maestrelli, la palla in mezzo, il colpo di testa da parte di Urso a respingere ancora Maestrelli sul settore di destra, la palla in mezzo e finisce fuori. La palla lunghissima finisce oltre la riga bianca. Primi 21 minuti, Gigi, come ti sono sembrati? Va bene. Sia da parte del Treviso che da parte del Lecco. Ma io direi che il ritmo è abbastanza buono, perché vedo che entrambe le squadre comunque hanno un buon ritmo. E comunque mi sembra un Lecco ordinato, fino alle tre quarti tutto bene. E l'ultimo passaggio è quello che magari dovrebbe servire, essere un po' più precisi. Ecco, perché... Bravo in questo caso Triacca a levare letteralmente il pallone a Bove. Grande recupero, attenzione Murillo, che Questo è questo, è fallo. È già la seconda volta che fanno le stesse cose e non gli danno il fallo. Attenzione, adesso prova a impostare da dietro il Treviso all'altezza del cerchio di centrocampo con Paganini. Siamo a metà primo tempo, adesso prova Liotti a passare il pallone poi all'indietro verso il compagno, ancora il Treviso però che subisce fallo, in questo caso in fase di costruzione. Si tratta in questo caso di Romeo che ha subito fallo da Mallamo. Quindi ci sarà un cooling break. Un cooling break, proprio a metà primo tempo, preciso. Noi lo chiamavamo in un altro modo, un cooling loop. Bene, adesso vediamo, dopo che si sono dissettati la visione dello stadio con una tribuna. Ricordiamoci che questa squadra qui è la parte dei distinti, quella che stiamo vedendo, ha fatto anche la Serie A con anche un paio di giocatori del Lecco che erano degli ex Lecco, che sono stati poi messi in organico. Poi il Treviso è precipitato senza mai trovare la fine. Ritornato tra i professionisti, vediamo come va. Pubblicità. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Ritorniamo praticamente in diretta, mentre sia l'arbitro che i giocatori di Treviso e Lecco sono tutti al VAR a bere una tazza. Lì una volta c'era la canzone, eravamo 4 amici al bar, qui siamo 300. Guarda. Vuoi ridare intanto le informazioni? Sì, va bene, d'accordo. Allora, Nobile in porta per quanto riguarda il Treviso, poi Brigati, Bove, Cappelletti, Tommasini, Maestrelli, Paganini, Romeo, Gusher, che è il capitano, Adogbu e Liotti. Per quanto riguarda il Lecco, Vettorel, Sina, Arena, Mallamo, Bonaiti, Muriglio, Pellegrino, Metlica e Triacca, Urso e Manetti. Bene, intanto le squadre si sono ubriacate di acqua naturale e dovrebbero ripartire, penso. Non capisco questo pellegrinaggio verso il guardialine. C'è un giocatore del Lecco che sta andando verso il guardialine, non si capisce. Albino, ci chiedono dalla chat se Rizzo è in panchina. È in panchina? Sì, esatto, è in panchina. Sì, anche Capello, che è un altro nuovo acquisto, è in panchina, quindi diciamo, poi Muriglio già sta partendo anche dall'inizio. Bordoni, che è un altro nuovo acquisto, in panchina. Esatto. Litti Marco è in panchina. Sider Silvan, che giocava in Serie A in Svizzera, non ha ancora la partita nelle gambe, deve entrare ancora in condizione. Non è in condizione, e Rizzo è in panchina. Rizzo però ha fatto tutto l'allenamento con lo Zurigo, il precampionato l'ha già fatto lì. Qui è pronto. Probabilmente sì, magari non ha voluto toccare, chiedo, la disposizione in campo che aveva in testa. Può essere della partita anche dopo. Attenzione Muriglio, poi Metlica al lancio lungo verso l'area di rigore del Treviso. Attenzione, Urso, siamo sulla sinistra, siamo vicini all'area di rigore, poi Metlica siamo sulla tre quarti campo, il Lecco quindi prova a rendersi pericoloso in zona offensiva. Adesso c'è Pellegrino sulla sinistra, prova a mettere un cross, non ci riesce, poi Metlica. Ancora siamo sulla tre quarti campo, Pellegrino, il passaggio, l'1-2, il tiro di Pellegrino dalla distanza. Bella azione però. Ha attaccato il Lecco in questo frangente, è stato
bravo a creare questa Bella azione. azione da parte del Lecco, che ha fatto una serie di scambi sul limite dell'area. Il tiro di Pellegrino è risultato un po' spento, però è già la seconda volta, come dicevi, Gigi. Esatto, hanno fatto 2-1-2 sia in entrambe le volte e hanno tirato purtroppo un po' fiacco come tiri finali, però gli scambi sono stati belli. Direi che sono state le occasioni migliori che ci sono state, le ha create il Lecco. Sì, sai, in questo tipo di partite il vero problema è che magari crei tanto, non concludi, no? Certo. E poi magari con un tiro del tubo rimani lì intubato. Sì, ma purtroppo il calcio è fatto anche di situazioni. Io l'ho visto l'Inter, ha fatto 20 occasioni da gol e poi quasi pareggia alla fine. Sì, nel secondo tempo secondo me è stato meglio il Cagliari tutta la Sì, vita. dopo, per dire, il calcio purtroppo è bello per quello. Allora, una palla spedita dal Lecco verso il portiere del Treviso nel niente, perché non c'era nessun blu celeste nella possibilità di raccogliere questo, chiamiamolo, passaggio. Adesso si lotta sulla tre quarti. Sì, Paganini ha il possesso del pallone, siamo sul cerchio di centrocampo, è il Treviso che sta cercando di gestire la palla, però adesso ha subito fallo proprio il numero 17 Paganini del Treviso, quindi siamo sul cerchio di centrocampo. Adesso diciamo viene fatto rivedere il replay con Mallamo che fa fallo su Paganini all'altezza del cerchio di centrocampo. Sì. Allora, hanno mandato qui, mi sembra di vedere, adesso io non vorrei fare passare per quello che c'era sempre con l'arbitro, ma come si diceva una volta, arbitro, cioè, ma che cazzo hai visto? Cioè, voglio dire, prima non hai visto una cosa che è palese, no? Una palla che è andata fuori, calciata dall'attaccante o dal centrocampista del Treviso, e poi gli dai praticamente calcio d'angolo, vabbè. Adesso dai un fallo contro il Lecco a Mallamo, che ha preso la palla. Andiamo avanti, Davide, con questo. Sì, lancio lungo da parte di Nobile verso l'attacco. Intanto veleggiamo verso la mezz'ora. Sì, adesso il Lecco prova, quindi adesso batte la rimessa dal fondo, c'è Urso, quindi siamo sul cerchio di centrocampo, siamo sulla sinistra, adesso c'è ancora il Lecco ad impostare all'altezza del cerchio di centrocampo con Arena, difensore centrale che appunto è stato acquistato quest'anno dalla Salernitana. Buon giocatore. E sicuramente garantirà un po' di centimetri, un po' un giocatore di marcatura. Adesso ancora Arena, Sin, siamo praticamente sulla tre quarti campo, Cambia. Il passaggio verso Urso, siamo sulla sinistra e praticamente Urso non riesce ad essere efficace in questo caso, quindi. Si è ingabolato Sì. col pallone. Sì. Ripeto, io Oliver Urso lo considero un giocatore importante, ma secondo me non è ancora a posto. Non ha ancora il suo passo, non quello della partita. Però per avere il passo devi giocare. Sì, certo, è giusto farlo giocare, però non si può pretendere chissà che. Certo. È finito a terra Brigati, fallo di Urso, praticamente nella zona offensiva del Lecco, per cui adesso il Treviso può respirare alla mezz'ora. Sulla tre quarti, Sì. ma non di vino però. No, lasciamolo lì il vino. Attenzione, adesso c'è Nobile che prova con i piedi magari ad impostare un'azione per il Treviso. Il portiere del Treviso, ex Renate, il colpo di testa da parte di Urso a respingere sulla tre quarti campo del Lecco. Adesso il Lecco a provare ad impostare un'azione, ce lo farà appunto a partire dai piedi di Arena. Siamo sempre sulla tre quarti del Lecco, il passaggio lì dietro verso il portiere, Vettorel, nuovo acquisto, diciamo che è stato preso dal Cosenza. Poi Sin, il lancio lungo verso la tre quarti avversaria, con Murillo che prova a lottare, bravo in questo caso in anticipo però Maestrelli. a me piace questo ragazzo perché lotta, si dà da fare, tiene sulle palle, no, non le sue. Adesso c'è Lecco a provare ad impostare l'azione con Mallamo, poi il passaggio verso Triacca, poi ancora Lecco che però in questo caso subisce fallo, non viene fatto continuare il gioco. In questo caso è Paganini ad avere il pallone, il passaggio verso il compagno, siamo sul cerchio di centrocampo, il Treviso sta cercando di impostare un'azione. Sto guardando la distinta che ha lasciato il Treviso, non c'è neanche il nome dell'arbitro, vabbè. È Ambrosino di Torre del Greco.
Ecco, dovrebbe andare a Torre del Greco e parlare un po' in romano e un po' in greco e magari anche un po' in latino, perché come tutta la congrega, ma io non parlo solo di arbitraggio a sfavore del Lecco, parlo in generale. Attenzione, Attacca al Tomasini, Treviso. che diciamo ha provato a mettere questa palla in mezzo, Vettorel è stato bravo a raccoglierla Sì, ma c'è senza stato troppi un problemi. buco da parte del difensore. Lì sì. hanno fatto un'occasione solo per un contrasto perso. Sì. Sì, ha provato ad attaccare il Treviso in questo costruito caso. proprio non c'è niente. Questa qui è una palla buttata del Lecco e persa Sì, malamente. Cappelletti ha provato ad attaccare il Treviso, siamo sulla tre quarti del Lecco, in questo caso bravo Metrica, però c'è fallo che viene subito dal Treviso, quindi ci sarà un calcio di punizione da una posizione abbastanza interessante, siamo sulla tre Insidiosa, quarti direi, del più Lecco, sì. interessante. Potrebbe essere magari uno di quei calci d'angolo che ti rompono le balle veramente. Scusa, calci di punizione. Sì, diciamo che non siamo molto lontani dalla porta, ha subito fallo Romeo e quindi adesso il Lecco dovrà stringere i denti in questo caso. Ma sono brutti questi passaggi così perché la difesa sta salendo e tu perdendo Ti palla, prendi in contropiede. Sì, sta attaccando il Treviso, diciamo in fase d'attacco. Vediamo un po' come saremo a 30 metri. Sì. 30 metri dalla porta di Vettorel. Liotti sul pallone, c'è anche Brigati, ci sono una serie di giocatori. Adesso c'è l'arbitro che gli sta raccontando il vademecum delle giovani marmotte. 30 no, ma 23-24 metri sì. Sì, è una posizione insidiosa. Però può tirare in porta da lì, Sì, c'è il tiro, ce l'ha questo qui. Dai Vettorel. Attenzione, momenti di attesa. Il tiro e il pallone va sulla barriera. Sì. Da Metlica, credo. Sì, Gusher. Poi ruba il pallone per un momento il Lecco, poi la palla in mezzo. Siamo in zona d'attacco da parte, c'è il Treviso che sta attaccando. Come ti sembra il portiere del Lecco? Ma fino adesso mi sembra che si è comportato bene. Nulla di fatto comunque. Ma in profonde sicurezze, in fondo sicurezza. Ma è importante il portiere, perché il portiere dà una sicurezza a tutto il reparto, perché se è bravo... Ma non buttiamo i palloni però. Bravissimo! Romeo praticamente gli viene sradicato il pallone a Romeo, adesso eravamo attorno al cerchio di centrocampo, adesso c'è Nobile, il portiere del Treviso, che prova a lanciare lungo verso il cerchio di centrocampo, adesso prova a raccoglierlo il Treviso sul settore di sinistra, siamo sempre sul cerchio di centrocampo, sta provando ad impostare la formazione di casa, proprio con Maestrelli. Poi il pallone che viene smistato verso Bove. Intanto siamo al 33esimo, 34esimo. In questo momento la partita è bloccata sullo 0-0, ma devo dire un buon Lecco. Sì, un buon Lecco, ordinato. Abbiamo sbagliato magari 2 o 3 passaggi in più che potevamo anche non sbagliare, però all'inizio del campionato c'è sempre, poi, non sei in perfetta forma e ci stanno anche quelli. Sì, teniamo conto anche che c'è un ingresso di una punta che non conoscono ancora bene perché si saranno allenati in mezz'ora con lui, no? Che però ci sta dando da fare e tiene occupato la difesa, è avversaria. Perché poi corre e aiuta anche in fase difensiva. Eccolo qua, bravissimo. Pubblicità. Dai ragazzi. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux AEG, Beko, Elica. Riparazioni Corno, Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Andiamo con Treviso che in questo momento sta attaccando sulla fascia sinistra, ma viene contrastato da Triacca il... Manetti, sì. Da Manetti? Sì. Da Manetti, il giocatore del Treviso, che perde la palla in fallo laterale a favore dei blucelesti. Sì, è stato Bove. C'era stato questo scontro tra Bove e appunto Manetti, in questo caso Manetti l'ha vinto, infatti il pallone è stato riguadagnato dal Lecco che adesso è nella propria tre quarti, con Sin che incespica un po' sul pallone. Per fortuna riesce a buttarla sulla gamba del
Giocatore del Treviso, sì, e si tratta in questo caso di Paganini che si accascia a terra. Abbiamo una visione del campo non bella. No, non mi sembra un buon... Non è un buon terreno, no. è un terreno un po' un mezzo campo di patate. Infatti è scivolato anche lui. Sì, sì. Sì, prima di quasi perde la palla. Lì. A proposito di campo, tra l'altro il Tenni è stato appena, gli è stato appena dato l'ok per l'omologazione e in alternativa si sarebbe dovuto giocare a Fontana Fredda, si era pensato a questa Dove alternativa. giocava il Pordenone, campo che ci ricorda dello stadio e il campo che ci ricordano delle belle cose. Sì, una bella rimonta nei playoff. Gli ultra del Treviso che diversamente dagli ultra del Lecco possono assistere alla partita nel loro stadio, noi saremmo stati degli ospiti. Ma ti volevo chiedere una cosa, poi mi vengono delle cose un po' balorde. Questo Bove giocava con Tamo? No. Vado via subito, dai. No, vabbè. Sì, dai. Anche perché adesso è un momento un po' morto, stanno un po' prendendo fiato i giocatori. Quindi... Sì, poi però, ragazzi, il calcio va strammatizzato. Esatto. Allora, tu che sei un uomo che va detto che Gigi Saltirana, l'abbiamo già detto in altre occasioni, è praticamente... Scintilla intanto tra appunto Paganini e alcuni giocatori del Lecco, si tratta anche di Sin ad esempio, però c'era un bel mucchietto di giocatori del Lecco. Scusami, dicevo a Gigi, tu che sei stato anche per qualche tempo, qualche anno, il secondo di Tacchinardi, quindi poi di calcio ne hai immaginato. De Paola, Tacchinardi, ma... non trovi che il calcio spesso assuma dei toni melodrammatici? Sì, io soprattutto in questi tempi, una volta secondo me era anche la prendevi in una maniera un po' più leggera, oggi sembra tutto così drastico e... Assurdo. Delle volte togli anche il divertimento perché sei talmente... Cioè, attenzione, c'è un check del VAR, penso per il Treviso. Sì, chiamato dal Treviso? Sì. Per il fallo su cosa? Sì, su Paganini che aveva subito fallo. Minuto 38 intanto ancora 0-0 al Tenni tra il Treviso e il Lecco. Intanto rivediamo il replay. Sì, il contrasto con Sin. Sì, infatti ci sono state scintille poi tra i due. È un contrasto questo, Sì. Lui è scivolato, ha cercato di intervenire, sembra che poi uno poi faccia fallo, però lui non l'ha fatto apposta sicuramente. Speriamo che non sia foriero di qualche squalifica, perché sarebbe una brutta notizia. Ma lui è entrato per andare sulla palla, sì, certo. è arrivato prima quell'altro. Ma Sin essenzialmente gioca al piattone, esatto, poi dopo la palla se ne va, quell'altro arriva esatto. e gli tira su piede. Cioè lui è andato per prendere la palla, non è andato per fargli male. Questo è un intervento di Fausto Riva dalla regia, che notoriamente non tiene al Lecco, diciamolo. Sì, intanto viene riproposto in tutte le salse questo replay. Il discorso che avete fatto prima, poi dopo si stupiscono tutti che guardano l'atletica leggera, il nuoto, la pallavolo, il basket, tutti gli altri sport, il tiro con l'arco, il tiro a segno, non guardano più il calcio, ma per forza non lo guardano più. Se deve essere una schifezza del genere, e iniziamo ancora con tutte ste menate. No, quest'arbitro qui, come tutti gli arbitri non della Serie A, della sua generazione, hanno mandato in giro praticamente una roba medioevale di crociati, boy scout, non ho capito cosa. Che cosa guarda adesso così? Vediamo l'esito del controllo. Cosa c'è di grave? Ma non c'è nulla. C'è niente di grave. È stato solo perso tempo. Qua tra il rinfrescamento che non serve praticamente a niente. È già 3 volte che spezzano. Tra questa sospensione qua di un VAR che non serve a niente. Quanto sono passati? 3 minuti. Sono persi 3 minuti. Intanto c'è stato un cambio per il Treviso, è uscito Paganini che aveva subito il fallo ed è entrato Brevi. Sì, non col l'ha fatto 7. apposta, Ma il Brevi dove lo trovo che non lo vedo? Eccolo qua. A Brevi come cognome Tommaso, Pietro, Giovanni, Giuseppe. Beh, un po' tanto. Bene. Intanto adesso quindi siamo attorno al cerchio di centrocampo, il Lecco vicino a battere la rimessa laterale, si attende solo l'ok dell'arbitro, che in questo caso è Ambrosino di Torre del Greco. Sin, la palla verso la 3/4 del Treviso, adesso si lotta in mezzo al cerchio di centrocampo, in questo caso prova Pellegrini in questo caso a tenere il pallone in campo, ma non ci riesce. No, ci riesce perché...
deve essere fuori tutta la palla. Esatto. No, ci riesce in effetti, perché poi tra l'altro riesce anche a far toccare no, il pallone se- per ultimo se- al se giocatore esce- del Treviso, infatti adesso c'è Esatto, Sin. perché se che- esce una mezza bresaola tu non puoi mangiarla in 4. No, è stato un bel gioco di gambe, poi è stato bravo a far carambolare il pallone su un giocatore del Treviso. Palla che arriva dalle parti di Vettorel. Sì, di Vettorel, poi Arena e sta impostando il Lecco dalla difesa. Attenzione, lancio lungo a cercare Murillo, poi viene rimpallato, poi il colpo di testa in mezzo al campo da parte del Treviso, però nella terra di nessuno, dove quindi c'è il Lecco che nella sua zona difensiva ad impostare l'azione sulla sinistra. Adesso c'è stato fischiato è stato fischiato un fallo su Mallamo. Attenzione ad Ogbu, bravo in questo caso in chiusura 3H su Ogbu. Allora, devo Per dire, attaccato il Treviso. ma io ogni tanto ero sorpreso dalle decisioni o dalle non decisioni. Cioè voglio dire, ma E guarda dov'è l'attaccante, hai visto? sì, guarda, fallo, è fallissimo, ma su. È venuto a prendere la palla fuori dall'area. Sì, vai a Torre del Greco a scopare le locomotive interne. È una cosa Quasi allucinante. 3 falli ne danno uno. Sì, ma questo qui sono quelli che vanno su, sono talmente giovani, no, e talmente inesperti che li mandano a dirigere delle partite e questi dicono innanzitutto comincio a tutelare la squadra di casa, poi se c'è qualcosa mi regolo, poi vado a casa faccio merenda e poi alla sera vado a letto a dormire. Scusa, ma sta a casa tua, ce l'avrai un altro hobby, non puoi andare a pescare lì a Torre del Greco, c'è qualcosa da pescare, sì, basta. Sì. Tra l'altro c'è il nostro amico Izzo Crescenzo. Che giocava qua, io Sì, ricordo. certo. Ogni tanto ci sentiamo con Crescenzo. Anche un uomo che è stato comunque sempre nel calcio, anche come attività successiva a quella del calciatore professionista, facendo l'allenatore, Lui era bravo a giocare. era bravo, sì, Izzo. È un amico. Io sono stato a Napoli anni fa e poi mi aveva telefonato perché aveva visto delle fotografie che avevo pubblicato su Facebook e mi ha detto ma come? Tu sei a Napoli, non mi vieni a trovare. E allora Torre lì mi del Greco, no? Sì. Lui è proprio con la Turris che ha avuto Turris, problemi sì. di fallimenti, di cattiva gestione pesante. Perché poi va ricordato sempre che c'è anche dalla cattiva gestione che porta le squadre alla distruzione e magari, cioè, voglio dire, bisogna anche calcolare che nessuno si diverte a buttare i milioni dalla finestra e per cui siccome la cattiva gestione può portare a dei disastri, no? Bisogna calcolare anche che magari puoi fare un campionato decoroso ma non hai problemi né di pagamenti né di debiti né di altro. Se no ciao, perché a parole siamo tutti milionari, poi quando c'è da tirarli fuori... Certo, però io credo che poi magari i tifosi erano un po' tristi perché sono andati via Furlan, Battistini e chiaramente erano delle pedine importanti, quindi giustamente anche poi il tifo si affeziona, poi sinceramente anche io anche da tifoso non l'ho accolta benissimo. Intanto, però, sì certo, però intanto c'è il Treviso che cerca di gestire la palla. Sì, siamo vicini alla fine del primo tempo, siamo sul cerchio di centrocampo ancora. Ci sarà del recupero. Sì, Cappelletti che praticamente prova a mettere questo pallone verso il compagno, non ci riesce, siamo sul cerchio di centrocampo, attenzione. E Bonaiti che praticamente quest'anno fa il capitano, è un lecchese doc, come ben sappiamo ha giocato anche l'anno scorso. È giusto così. È giusto così. Siamo sul cerchio di centrocampo, prova a gestire il pallone il Lecco. Noi gestiamo, scusami Davide, la palla secondo me Gigi con più personalità. E con anche più ordine. Questo è un bel fallo. Sì, eravamo in zona d'attacco, praticamente adesso Metlica è stato atterrato, c'è stato questo lancio da parte di Mallamo verso Metlica è stato atterrato. C'è anche da sottolineare una scena molto sentimentale, il nostro centrale Murillo abbracciato dal marcatore perché voleva fare una dichiarazione per un eventuale matrimonio. Certo. Bello. E quando è così però è perché ti temono. Sì. Attenzione, Metlica, siamo poco dopo, poco fuori dall'area di rigore. Metlica è in una posizione interessante, può anche calciare da qui. Sì. Ci sono 4 minuti di recupero. Ce l'ha questo colpo. 4 minuti di recupero, 45-34 a partire da adesso. Metlica che calcia verso la porta del Treviso con una barriera
abbastanza folta. Attenzione, Metelica prova il tiro e viene bloccato facilmente da Nobile questo tiro, però ci ha provato. Gliel'ha messa sul secondo palo, che praticamente era quello dove aspettava il portiere. Attenzione adesso, attenzione al Treviso in contropiede, prova a rendersi Non fare pericoloso, brevi, attenzione, siamo in area di rigore, Metelica prova a contrastarlo, lo fa senza fallo. Bravo, è stato bravo. E poi lo subisce però adesso il fallo il Lecco. È stato bravo a anticiparlo che poteva tirare in porta. Chi è che per terra? Aspetta, adesso Il rivediamo giocatore in area del Lecco, Urso. Sì, è Urso. Urso. E qui se vuoi... Se lo anticipa può tirare in porta, Certo. essere anche pericoloso. Beh, questo Bravo. Urso è un giocatore di un'altra categoria, cioè, dal punto di vista della tecnica e anche della visione. I giocatori capiscono, quelli bravi, capiscono 2 minuti prima, 2 secondi prima cosa una lettura succede. differente, Certo. più veloce della situazione. Guardi, lei può continuare con questa cronaca per altri 3 minuti dopo la sua Sì, praticamente finiremo. si sta esaurendo il primo tempo, siamo quasi al 47esimo minuto, il lancio lungo da parte di Vettorel verso la zona centrale del campo, poi il lancio lungo da parte del Treviso a cercare Adogbu in zona offensiva, poi ancora Vettorel, il pallone adesso è in suo possesso, predica calma in questo momento. E poi uno scavetto preciso verso Sin che avanza palla al piede, siamo sul cerchio di centrocampo, il passaggio verso Urso che battezza il pallone fuori, peccato. Era partito molto deciso Sin, eravamo sulla zona, cioè sul cerchio di centrocampo a quell'altezza lì. Intanto mancano 2 minuti circa, anche 2 minuti e mezzo circa alla fine di questo primo tempo, dove sinceramente poi faremo fare la disamina finale al nostro Gigi. Mi è sembrato di vedere un Lecco, adesso al di là di come andrà, speriamo senz'altro bene. Attenzione Adogbu. Mamma mia, l'abbiamo lasciato solo. No. Rete. Ma no. No, c'è fallo. C'è fuorigioco. Sì. Ha segnato il Treviso in fuorigioco con Odogwu. Non bisogna mai dare troppo spazio però a questi personaggi. No, era Tommasini. A Tommasini. Sì. Ecco, comunque, no, ma ha calciato Odogwu. No, era il numero 9. Sei sicuro? Vabbè, a prescindere... No, sì, non no. si vede la parte prima perché il difensore secondo me lì gli ha dato il perno per girarsi. Sì, Tommasini Cristian, non si capisce, sarà figlio di un italiano, però un italiano abbronzato. Il fuorigioco c'era dall'inizio dell'azione. Sì, certo. Per cui tutto quello che è successo dopo è relativo. Adesso c'è un altro break. No. Stanno riguardando l'azione, credo. Sì, guardate la faccia di questo povero diavolo dell'arbitro. Cioè l'ha tirato fuori praticamente da niente, non c'è niente. Niente, sì, è stato giudicato irregolare, sì. Fuori gioco. Anche perché il nostro difensore ha cercato di ferire la palla ed era già dietro, quindi questo era già fuori. Sì, no, lui era in fuori gioco, però pensando al dopo il difensore gli ha dato motivo anche per girarsi perché gli ha fatto da perno. Stanno per scadere i minuti regolamentari della gara del primo tempo e c'è però il Treviso che si sgancia ancora. Sì, con Odogwu ancora prova a rendersi pericoloso in avanti. Ma il Treviso però bravo in questo caso a interrompere l'azione, il Lecco in zona difensiva, ci sono 2 palloni in campo e viene buttato fuori un pallone e si rigioca solo con un pallone adesso. Intanto ho visto anche un tentativo. Molto pericolosa questa azione da parte del Treviso, ha sfiorato la traversa, questa conclusione, si dismera in questo caso il numero 25, il Romeo, è stata una bella occasione nei pressi dell'area di rigore del Lecco, quindi si è partita, primo tempo terminato. Volevo chiederti, scusami, ma Romeo giocava con Alfa? Non con Giulietta. Bene, lasciamo spazio a Gigi che ci racconta. Ma se partiamo dalla fine, direi che il Treviso è tirato in porta al 50esimo, il primo tiro che ha fatto pericoloso, mentre la partita l'ha fatta il Lecco, è arrivato bene fino alla 3/4,
2 volte ha fatto degli 1-2 davanti interessanti, con un peccato per i tiri perché poi abbiamo cacciato, però fino lì siamo arrivati bene. Quello che manca secondo me è di andare un po' di più sulle fasce, mettere dei palloni dalla fascia. Quello è lo stesso discorso che mancava l'anno scorso. Non l'abbiamo mai fatto. Se tu non fai cross dalle fasce non fai gol. Esatto, anche per un difensore, io ho fatto il difensore, so che quando la palla arriva da lì perdi il contatto con l'attaccante, per cui ma perdi anche un po' di cognizione. La posizione, non hai la sicurezza proprio. Allora, scusami Gigi, abbiamo Matteo. Ciao Matteo, innanzitutto una cosa, come è andato il viaggio verso Treviso? Solito traffico tra Vercurago e Montemarenzo, dopodiché solito traffico per arrivare sull'A4. Quante ore ci hai messo? 3 ore e un quarto, no? È andata abbastanza di lusso, vedendo che è la peggiore strada che possiamo fare questa. Un buon Lecco, tornando alla partita, ci sembra, qui con Gigi Sartirana e Davide. Tanto saluto sia Gigi che Davide. Ciao Matteo. Ciao. Sì, comunque un buon Lecco sicuramente nella prima mezz'ora ha giocato sicuramente meglio, ha dominato il campo, comunque anche il possesso, poi sbagliando qualcosa, però comunque è stata l'occasione di Murillo autoprodotta, qualche buona combinazione al limite. Nel finale loro paradossalmente dopo l'infortunio sono usciti negli ultimi 5 minuti con queste situazioni che comunque hanno creato apprensione. Il gol annullato, mi direte voi se fosse fuori gioco o meno. No, fuori gioco netto. Perché poi sai che da qua ha sventolato abbastanza convintamente il guardialine. Sì, ma abbiamo, adesso non so i 2 guardialine, ma l'arbitro mi è sembrato ancora un bravo ragazzo dell'oratorio. Sì, questo è un arbitro di quelli che per come si sta sviluppando la carriera va per rampa di lancio, ha fatto 2 anni di Serie D. Aiuto! E poi è stato mandato subito in Serie C, quindi sono quelli che fanno 2 anni e poi salgono, o sono miracolati o vanno i santi in paradiso, dai. No, però tutto sommato a me è dispiaciuto, anche perché considerate che il campo è veramente pessimo. Sì, l'abbiamo detto, campo di patate. Si vede. Sì, ma lo sto guardando adesso, ci sono zolle dappertutto, campo nuovo, fondo nuovo, e mi sembra di rivedere Feltre. Stessa situazione, a fine primo tempo era già ai limiti della praticabilità. Infatti l'infortunio deriva dalle condizioni del campo, perché su quella palla lì Sim, che poi l'avversario l'ha ampiamente anticipato, è rimasto il piede sotto al giocatore del Treviso e si è alzata alla terra. Poi è cambiato. Sì, Matteo, si vede perché si vedono anche delle zolle sollevate. Sì, rotto. Meno male che poi il campo brutto ce l'avevamo noi, l'abbiamo anche rifatto, voglio dire, l'altra volta un altro bel 700-800 mila che qualcuno ha tirato fuori e quindi niente, però a noi qua sinceramente dopo tutte le apprensioni e le critiche io ho visto ho visto 10 minuti qualcosina si hanno fatto anche loro. Sì, il nostro partito ha fatto 2 minuti di resta, direbbero 8, 3 minuti e poi basta, si sono tirati lì. Li abbiamo comunque, volevo farti una nota di merito per questo centravanti che sicuramente non conoscevo, tu non conoscevo io, che è Murillo. A me è sembrato che è entrato bene nella partita e poi ha cercato sia di difendere che di attaccare ed è uno che nonostante l'altezza ha i piedi buoni. Sì, no, la situazione che è riuscito a creare da solo inizialmente comunque è una giocata di qualità, perché comunque lui ha fatto un ottimo primo controllo, ha saltato il primo avversario, ha saltato il secondo in corsa e comunque la palla non è andata a finire in curva, è riuscito a arrivarci un'altra volta. Mi sembra uno di quei classici giocatori che deve un po' imparare a gestire tutta questa statura, perché è un po' dinoccolato, è abbastanza classico, però mi sembra che sappia come si gioca a calcio, ecco. Ne abbiamo visti di pennelloni che poi non sapevano cosa fosse il pallone, mi sembra che abbia delle qualità. Stiamo rivedendo l'azione. Da cui proviene non è uno di quelli di solito dove ti tengono se non sai giocare a calcio. No, Salisburgo è noto per avere anche una serie di giovani molto interessanti. Abbiamo visto tra l'altro le 2 azioni, quella sua che si è autocostruito da solo e quella successiva con
Metlica che dà la palla qui a, credo, a Pellegrino, che poi fa un altro 1-2 e calcia, ahimè, in maniera un po' lenta. Sì, no, combinato abbastanza bene al limite, questo sicuramente è qualcosa che in realtà abbiamo visto anche nelle amichevoli, come i difetti della rosa che sicuramente poi tra oggi e domani avrà ancora, credo, 4 movimenti almeno tra entrate e uscite, quindi sicuramente ancora da completare, ma mi sembra che comunque soprattutto il nocciolo del centrocampo, che è consolidato, comunque stia reggendo bene e producendo buone cose. Allora tu dicevi intanto, perché poi la gente arde sul mercato perché vuol sapere, quindi Critta probabilmente andrà a Lentella. A Lentella, sì. Altra uscita a parte Parker che è andato via stamattina o ieri? Sì, perché stamattina sì, beh, era già fatta, poi oggi sono stati comunicati, ma era già fatto tutto ieri, sì. E poi tu hai una mezza... Galeandro, qual è la prospettiva? Caserta, perché c'è Vinicio Spinal che lo vuole. Poi sulle entrate cosa può entrare? Dillo per ruolo. Vi faccio sorridere. Oggi si è creato un momento di tensione perché sul sito della Virtus Entella è stato pubblicato per pochi minuti un comunicato con scritto Casarotto ceduto alla Casertana. Casarotto l'anno scorso era alla Casertana, probabilmente c'è stato nei sistemi WordPress hanno schiacciato il tasto duplica e pubblica, deve essere uscito il comunicato dell'anno. Quindi Casarotto verrà, ecco? Sì, che credo che non dovrebbero esserci rallentamenti, che insomma la trattativa è avviata e quindi poi insomma, domani dovremmo andare a finalizzare un po' tutto. E Lecco cerca un difensore. Il discorso Marrone, io poi oggi ho avuto di verificarla, ma in autogrill con il suo rappresentante, l'abbiamo detto anche settimana scorsa in trasmissione, che in realtà poi su Marrone ci sono delle resistenze, Marrone sarebbe già qua da un mesetto. Va bene. Quindi... Ascolta Matteo, noi ti lasciamo intanto alle tue incombenze, che sarà andare a bere un Campari. No. Anche perché c'è Fausto che mi sta sgridando perché non è partita la pubblicità. Quindi ci sentiamo poi alla fine della partita, proprio per capire con te come sarà andato tutto il movimento. Speriamo tutto bene. A dopo. Ciao. Pubblicità. E per tutti quei clienti che non hanno il tempo di poter rimanere qua a fare l'esecuzione del servizio. Il locker consente di delegare al personale che gestisce la lavanderia. È fondamentale sia avere la tessera che essere iscritti all'applicazione. Il locker è composto da 2 celle, il prezzo della piccola è di 18 euro e 23 euro per quella più grande. Il cliente ha scelto il tipo di trattamento di lavaggio che vuole. Noi facciamo l'esecuzione del lavaggio, facciamo l'asciugatura, facciamo la piegatura, poi imbustiamo e inseriamo all'interno della stessa borsa i capi puliti. Parte una notifica in automatico sull'applicazione del cliente che gli dice che in sostanza è pronto per il ritiro. Dalle 5 a mezzanotte il cliente può arrivare, inserendo la tessera all'interno della cassa, viene riconosciuto automaticamente, la cella si apre, prende la borsa ed il gioco è fatto. Di arricchire questa seconda lavanderia con dei servizi aggiunti, quali ad esempio il locker, che a breve avremo a disposizione in questa lavanderia una lavatrice più grande da 20 kg. Ad esempio può ospitare 2 piumoni o 2 copriletto nella stessa macchina,
Queste quindi le due grandi differenze sostanziali fra la lavanderia di Corso Matteotti, dove siamo adesso, e la lavanderia di Viale Montegrappa. Con la stessa applicazione di Blumest, tutte le funzioni che sono quelle di visualizzazione dello stato di occupazione e libertà delle macchine, così come la possibilità di poterle prenotare, sono esattamente identiche a entrambe le lavanderie. Abbiamo riservato un'area relax con 5 poltroncine, ci sono tutte le prese che consentono di poter alimentare i propri dispositivi Wi-Fi e 4 posti auto ad uso esclusivo dei nostri clienti. Lavapiù e Blumest sono due marchi appartenenti sempre a Miele. Il marchio Lavapiù è un marchio che è nato per un mercato domestico, quindi nazionale, mentre Blumest è un marchio con la vocazione di essere di tipo internazionale. Stessi detergenti, stesse macchine di lavaggio, stesse macchine di asciugatura, stessa cassa, stessa tecnologia che ci consente di fare tutta la parte di gestione, compreso stesso tipologia di lettura di tessere, come abbiamo detto prima, di Fidelity Card. C'è una effettiva domanda di qualità, cioè i clienti qui a Lecco sono esigenti dal punto di vista della qualità e noi nella gestione siamo molto attenti a poter dare un servizio di profilo molto alto, quindi ambienti puliti, macchine sanificate, gestite, ben manutenute, detergenti di altissima qualità e quindi abbiamo deciso di investire in una seconda lavanderia con la medesima tecnologia che quindi rispondesse alle esigenze del mercato specifico. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux, AEG, Beko, Elica. Riparazioni Corno, Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar.
Amici blucelesti, bentornati in comunicazione con noi, con l'Ecco Channel e LCN Stadio, perché in questo momento le squadre a Treviso stanno rientrando lentamente in campo. Intanto si vede la statura di Murillo, che non è proprio poco. No, sono quasi 2 metri. Quasi 2 metri di ometto, insomma, il suo bel perché. Gli stanno facendo tutti, ma i saluti forse lo cambia. E vedo che scende non penso. Non penso. No, è andato a bere, non si capisce. C'era Murillo che praticamente è arrivato al centro del centrocampo, la partita non è ancora partita, scusate il gioco di parole, e ha dato la mano ai suoi compagni ed rientra il 15 che è Capello. No, è sempre lui, è sempre Murillo. È sempre lui. Qui hanno mandato delle distinte da Treviso che bisogna avere le lenti di ingrandimento, ma quelle da laboratorio per leggere i numeri, non si capisce una madonna. Allora, niente, quindi Murillo resterà in campo, speriamo che la sua presenza intimorisca l'avversario. E prendiamo buona nota anche dei suggerimenti dei nostri ascoltatori che ci chiedono via chat di indicare meglio le parti del campo dove si svolge la partita. Nella seconda parte del primo tempo l'abbiamo fatto in maniera più precisa, ma semmai sono io l'elemento di disturbo a cui piace sdrammatizzare un po' il calcio, perché poi se no io ci sto male che non dormo per dei giorni. Si ricomincia adesso, Lecco è sul cerchio di centrocampo, adesso prova a controllare il pallone su 3 quarti il Treviso. Attenzione, prova a gestire il pallone nella sua zona difensiva il Treviso, adesso il pallone è del Lecco, praticamente c'è un lancio lungo praticamente sul cerchio di centrocampo da parte del Treviso, non è andato a buon fine, adesso è il Lecco che cerca di costruire ma senza successo. Sì, il pallone è finito a Nobile. Il portiere del Treviso, ma secondo me qui Urso doveva suggerire di più il lancio, perché si è scusato, perché non si è mosso. Ma il fatto che magari non è ancora completamente a posto, anche questa può essere la ragione. Hai meno lucidità e meno anche gamba. Ma riguardo al commento, sono Fausto dalla regia, dovete tenere presente, ascoltatori, che noi vediamo le immagini parziali di quello che sta succedendo in campo, non siamo sul campo, perciò essere sul campo vedi tutta l'azione e puoi spiegarla meglio. Qua vedi solo un pezzettino di azione di quello che ci propongono, perciò andare a commentare diventa un po' più difficile quando ci sono i lanci lunghi. Certo, ma noi faremo uno sforzo bellico non indifferente, non preoccuparti. Ce la metteremo tutta. Allora, intanto c'è un fallo, non ho capito come si è svolta l'azione. Sì, c'è stato un fallo che ha subito Pellegrino sul cerchio di centrocampo, sì. E quindi adesso ci sono dei momenti di attesa, praticamente si è subito un calcio in faccia Pellegrino da parte di Cappelletti, sì. Facciamo più cross, io questo lo dico al nostro allenatore, ma glielo dirò in diretta. Dobbiamo fare più cross noi, come l'anno scorso, e ci diamo nel non far cross. Attenzione, adesso il Lecco ha battuto la rimessa laterale all'altezza del cerchio di centrocampo, adesso c'è ancora il Lecco che prova a rendersi pericoloso con Bonaiti, siamo sul cerchio di centrocampo, poi il pallone viene smistato sulla destra dove c'è Urso, siamo nella zona offensiva, praticamente il Lecco prova ad attaccare, c'è ancora Triacca in pressing, però ha subito fallo il Treviso con Romeo. Ha cambiato fascia Russo. Sì, l'ha rimesso a destra. Allora ci segnala la gara che c'è un cambio di posizione per quello che riguarda Urso, che dalla fascia sinistra è ritornato sulla sua fascia destra, lui è un destro. E quindi su questa fascia elastica risolverà il suo problema alla schiena che non ha. Attenzione qui che stiamo facendo giocare il Treviso, siamo sulla linea di metà campo. Sì, siamo sulla destra, adesso praticamente c'è Cappelletti che prova ad avanzare palla al piede, ancora Cappelletti, però è stato bravo in questo caso il Lecco. Ma cosa hai fischiato? Dai il vantaggio, una palla ragazzi, io ci avrò un... Ha subito fallo Pellegrino da parte di Cappelletti. C'è pericolo, vai avanti. Eravamo sulla 3/4 campo del Lecco.
Se dà il vantaggio è tutto regolare, no, lui usa il fischietto per far partire il treno, che si occupa di modellismo, trenini. Murillo da solo tiene impegnata tutta la difesa del Treviso, corre anche un po' per quello che gli consente la prima partita in assoluto, è arrivato da 4-5 giorni questo ragazzo. Sì, attenzione, Guscera, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, siamo sulla destra, Cappelletti, poi il lancio lungo verso il compagno, praticamente Sin prova a intercettare il pallone, poi Brevi, adesso si attacca il Treviso, prova a rendersi pericoloso, praticamente siamo solo a 3/4 del Lecco. Sì, c'è Romeo, poi ancora Bove, poi è stato contrastato molto bravo il Lecco in questo caso in fase difensiva, ha subito fallo Urso nella 3/4 del Lecco, adesso ci sarà un calcio di punizione per il Lecco. Bene, siamo arrivati al 50°. Le partite sono pericolose quando, sì, 50°, sono pericolose intorno al 60°, ricordatelo. Poi ci sono i cambi, poi... Comunque è una partita fisica, cioè molto combattuta, c'è corsa, vedo che comunque... Ma la tenuta del Lecco fino a questo momento direi che non è male. No, assolutamente. Sono partiti ancora come all'inizio del primo tempo, tenendo la palla, facendo gioco... praticamente il gioco lo sta facendo il Lecco, adesso gioca di rimessa nell'altra vita. Attenzione, Tommaselli subisce fallo sul cerchio di centrocampo, il Treviso quindi potrà provare a rendersi pericoloso a partire da questa calcio di punizione sulla metà campo. Adesso verrà consegnato il pallone, appunto aveva subito fallo Bove. Ma chi è che comanda all'AIA adesso? Non all'AIA in Olanda, all'AIA in Italia? Forzato? Forzato. Ecco, bene, siamo caduti dalla padella nella brace per di peggio. Bene, difatti manda in giro questi boy scout con il saluto di Rupetto, no? Salutano tutti quanti, capito? Però voglio dire, signori, questo qui non è dilettantismo, è professionismo. Sì, certo. Cioè qui stiamo chiedendo dalle società che spendono 4, 5 milioni, 3 milioni, 10 milioni di avere un arbitraggio, allora è meglio avere esattamente l'arbitro elettronico sempre. Fino adesso non è stato decisivo. No. Non ha fatto danni. Sì, però capisci che non ha personalità. Come si fa a dire che uno così in carriera? Io mi spavento. Bove, il lancio lungo, sta cercando di attaccare il Treviso, però bravo in questo caso il Lecco ad intervenire. Murillo scatta come un razzo, ma purtroppo gli rimbalza male la palla, però... Brava ad addomesticarla di nuovo, adesso il pallone l'ha è verso... molto bene. Chi era? Era Metlica, no? Sì. Ha cercato di sganciarla su Metlica. Secondo me è troppo solo perché vedi, aveva un sacco di spazio e non c'era... Allora, il dogma di quest'uomo che vediamo inquadrato, l'allenatore Valente, è giocare con una punta. Poi lui è uno che corre tanto, si muove tanto. Siamo sulla 3/4 del Lecco, intanto ha battuto la rimessa laterale Triacca, adesso siamo sulla destra. Li deve sfiancare, se non sono sfiancati non... Pellegrino prova a lottare, fuori. Non è facile rimanere lucidi quando... No, ma come fai? Se corri tutta la partita come un cavallo dietro ai terzini che attaccano, o fai l'attaccante tu sui lanci o i passaggi dei tuoi compagni, ma dove vai? Poi lui è uno generoso, è tornato anche a difendere anche nel primo tempo parecchie volte. Amici che siete all'ascolto e alla visione delle nostre facce in questo caso, sapete che non è così brutta la situazione come ce l'ha voluta dipingere qualcuno, insomma. Certo, abbiamo perso dei giocatori importanti, ma ne stiamo scoprendo degli altri. Tanto Sin, praticamente Lecco prova ad attaccare, siamo vicini all'area di rigore del Treviso, adesso Metlica prova a rendersi pericoloso, non ci riesce con successo, il pallone viene fatto carambolare e quindi ci sarà sul numero 9 Tommasini e praticamente adesso ci sarà Triacca a battere la rimessa del Lecco. Quindi siamo... C'è un giocatore del Treviso in difficoltà in area, in ginocchio, c'è anche il Lupetto con la camicia gialla che gli sta dando una mano. Sì, si tratta di Maestrelli che è a terra. Allora, bisognerebbe fare una cosa, bisognerebbe leggere il Lombroso. Il Lombroso diceva che dalla fisionomia delle persone si capisce la persona. Tu guarda in faccia questo ragazzo qui. Invece, gli potresti far fare di tutto, ma non l'arbitro.
Noi siamo nati con il Lovello, quella gente lì. Questa qui, un altro tempo. Inimitabili. Parlando di altri tempi. Attenzione, il cross in mezzo da parte di Urso, la palla che però viene presa dal Treviso, adesso tira fuori il cartellino giallo verso Mallamo. L'arbitro, quindi c'è stato un fallo. Allora sarò leggero perché io sono sempre di parte, quindi lo ammetto. Quest'arbitro è uno sciocchino, a bocca come un... Sì, adesso poteva fare una cosa. Mamma mia. Cioè a bocca delle cose inenarrabili. Ha ammonito Mallamo per una cosa che non mi sembra da ammonizione. Allora giochiamo al sarto e alla sarta, che cuciamo i pizzi, non lo so. Minuto 54, ancora il risultato è sullo 0-0 al Tenni di Treviso e Lecco, quindi sono ancora sullo 0-0. Intanto c'è Nobile, che praticamente è il portiere del Treviso, praticamente sta provando a rilanciare il pallone nei pressi del cerchio di centrocampo, poco più indietro. Adesso per Lecco riesce a recuperare il pallone. Dalla. Attenzione, il pallone di Metrica verso Murillo, Che bravo però peccato perché... Murillo ha fatto un passaggio e da lì si capisce che uno è capace di giocare a pallone. Sì, verso Bonaiti. Ha visto l'inserimento del compagno. Esatto. Sì, eravamo vicini all'area di rigore. Quando l'hanno preso io ho letto alcuni commenti. Le Minga Bulls non te la dava mia. No, non mi sembra. Mi sembra troppo solo, quello sì. Sì, questo è un fatto tattico però. Bravo in questo caso Triac a proteggere il pallone in zona difensiva. Eccolo. Murillo in azione, siamo sul cerchio di centrocampo. Sempre in mezzo 2-3 lui, sì. Sempre in mezzo. Fa la guerra da solo. Attenzione, prova a avanzare palla al piede, Pellegrino, siamo praticamente in altre quarti del Treviso. L'idea era buona perché se gliela dà sì, adesso, certo, in porta, se la gira su Murillo che correva dall'altra parte lo mette in porta. Certo. Quindi niente di che. Rimessa laterale, Triacca, siamo sulla tre quarti del Treviso, siamo sulla destra, adesso subisce fallo Bonaiti ma si prosegue con il gioco ad Ogbu, avanza palla al piede, siamo sul cerchio di centrocampo, il pallone che viene smistato verso il compagno, attenzione, prova il tiro, e si tratta di Brigati, il numero 2 dalla distanza. Chi è? Brigati. È un brigante. Ha provato dalla distanza. Pubblicità? Andiamo in pubblicità. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Bene, possiamo ritornare in studio con Treviso Calcio, Lecco Calcio al minuto 56. Attenzione, cross in mezzo, attenzione il colpo di testa da parte... Un po' di pericolo per la difesa di Liotti, praticamente c'è stato questo colpo di testa da parte di Liotti in area di rigore, è stato bravo il Lecco a respingere l'offensiva del Treviso, quindi il Treviso era in attacco, adesso ci prova Romeo, il passaggio verso Bove, poi ancora il Treviso che prova a rendersi pericoloso sulla fascia di sinistra, siamo in zona offensiva per il Treviso e praticamente adesso il Lecco prova a sventare la minaccia lanciando lungo il pallone verso Murillo, adesso siamo sul cerchio di centrocampo. Ma come diceva giustamente Gigi, amici che siete alla visione di questa trasmissione, Murillo che non è male, anzi direi che è un buon giocatore, è lasciato troppo solo, non c'è nessuno che gli può fare dei passaggi, deve fare la guerra con 3-4 giocatori. Guarda dov'è, torna adesso, sta tornando, vedi lui. Si va anche in difesa. In difesa e poi davanti da solo. Cioè non è che puoi giocare tutta la partita così. Intanto subisce fallo il numero 99 Manetti e quindi siamo sulla tre quarti del Treviso. Sì, però io dico, adesso non vorrei essere critico Gigi, ma noi abbiamo un allenatore che vive di moduli.
secondo me gli allenatori bravi sono quelli che leggono la partita che stanno giocando. Certo. No, perché il modulo non è che può rappresentare un Moloch che nessuno lo tocca. No. Anche perché le situazioni in campo non sono sempre identiche. Esatto, cambiano. Oltretutto, ripeto, vedo questo ragazzo qui che si sta sfiancando in un gioco d'attacco e di difesa e di contenimento pesantissimo, ce lo vede chiunque, lo vedo io che non capisco un tubo di pallone, che questo qua è lì da solo, come dicevi anche tu, ci fosse un trequartista, un Capello, l'abbiamo preso, avrà 20 minuti, fagli giocare 20 minuti. Adesso entra Litti al posto di Manetti e Evanescente. Litti vivaio Roma, Sì, non lo conosco, però allora, in effetti Manetti non si è visto. Litti è figlio di un massinatore di calcio Litti che era il massinatore di Aldo Sensibile. Me l'ha telefonato lui. Entra anche Mutassim. Mutassim, questo qui è un altro che... Ed esce Metelica. Metelica, potrebbe fare su del cinema Mutassim. Fasan anche lui dovrebbe entrare. Questo potrebbe essere un altro trequartista. Fasan. Sì. Ed esce Pellegrino. Magari lo metti in quella posizione lì. È entrato Fasan. Sì, è entrato Fasan, Litti e Mutassim. E sono usciti Manetti, Pellegrino e Metelica. Siamo attorno al 60°, per cui... Scusate, gesto del 60°. Intanto adesso c'è Nobile che passa il pallone verso il compagno, è il Treviso che sta cercando di impostare in zona difensiva, il colpo di tacco da parte di Bove verso Liotti, attenzione adesso ancora il Treviso che prova a rendersi pericoloso, bravo in questo caso il Lecco a gestire palla da dietro con Mallamo, poi il lancio lungo verso... Mutassim. Sì, che praticamente tra l'altro Mutassim giocava fino a non molto tempo fa nei dilettanti in Germania, per cui adesso ha l'occasione di farsi vedere nel professionismo, anche se non è la prima volta che gioca tra i professionisti, ha giocato anche con il Südtirol, ha giocato anche con il Friburgo, Under 23, comunque le giovanili, c'è la seconda squadra del Friburgo, e quindi adesso ha l'occasione di mettersi ancora in mostra tra professionisti, in questo caso in Italia. Intanto c'è stato un fallo. Sì, sulla bandierina del calcio d'angolo. Sì, del calcio d'angolo. Della difesa del Lecco c'è stato un fallo di Sin, sì, è stato Sin. E praticamente adesso ci sarà un calcio di punizione a favore del Treviso, vicino, cioè praticamente siamo sulla destra, è una posizione molto pericolosa. Se non vedete le mie mani, immaginatevi tutto. Sì, gli scongiuri. Adesso fra poco si accinge a battere il Treviso, siamo sulla destra in attacco, per cui il Treviso, c'è una barriera 2 da parte del Lecco a proteggere la porta, attenzione, il colpo di testa e a respingere ci sarà un calcio ulteriore d'angolo. Calcio d'angolo a favore del Treviso. Sì, ci sarà quindi Liotti col numero 94. Ma qui stiamo marcando uomo. Sì. Loro stanno creando qualche cosa sugli angoli, anche nel primo tempo hanno calciato 2 o 3 angoli che non sono vere situazioni di a palmezzo di Goucher. Nulla. È gol! No, per fortuna. Stavo dicendo, ha fatto gol sul salamino della beretta che appariva. Bene. Direi che la partita in questo momento sta facendo un po' di più il Treviso. Ma siamo più confusionari rispetto al primo tempo. Abbiamo perso un po' di lucidità. Eravamo più ordinati nel primo tempo, tenevamo di più la palla. Adesso ne stiamo perdendo qualcuna di troppo. Il cross in mezzo dalla destra, bravo ad uscire, in questo caso Vettorel, bravo, il Treviso stava cercando di rendersi pericoloso in zona offensiva. Riparte Urso. Sì, Urso, siamo sul cerchio di centrocampo, sulla destra, adesso praticamente avanza palla al piede Fasan, perde il pallone sulla tre quarti campo del Treviso, viene atterrato proprio in questa zona di campo il numero 25 Romeo, e quindi adesso si riprenderà con un calcio di punizione, è stato Mutassim a compiere il fallo. Minuto 63, ancora 0-0 tra le due squadre. Adesso c'è il pallone che viene smistato da Goucher. Attenzione!
Attenzione, Odogwu riceve palla, viene contrastato da Bonaiti, praticamente siamo sulla destra in zona offensiva per quanto riguarda il Treviso. Attenzione, Gusher e poi la palla che è molto debole verso Vettorel, sì, tiro di Romeo in area di rigore. Quindi Vettorel abbiamo perso un po' le distanze a differenza del primo tempo. Murillo. Sì, Murillo sulla sinistra. Tunnel! Entra in area con un tunnel. Sì, poteva avanzare. Però c'è un compagno vicino, ragazzi. Sta facendo da solo. È stato fermato in area praticamente era in area di rigore, si era riuscito a inserire sulla sinistra. Lui prende la palla e decide di puntare, di andare, e sta facendo tutto da solo. Non è facile giocare in un contesto del genere. Si sta aggiustando le scarpe, che vuol dire molto e ma anche molto poco. Intanto rumoreggia anche la nostra regia, rumoreggia, diciamolo. No, rumoreggio perché io leggo la chat e ci sono nella chat certi commenti che mi lasciano un po' basito, nel senso che sono tutti buoni a parlare, però appunto chi ha orecchie per intendere intende. Ma sì, ma ognuno è libero di dire quello che vuole. Poi ci sono le parole e i fatti. Ma se c'è qualcuno che ha in tasca i soldi per comprarsi il Lecco, si faccia avanti. Punto. Intanto è entrato Gerbi e quindi c'è stato un nuovo cambio per il Treviso. Si tratta di un attaccante, è un classe 2000. Attenzione, adesso prova a avanzare palla al piede il Lecco, siamo sul cerchio di centrocampo, prova a gestire il pallone con il numero 8 Bonaitis e il capitano della squadra. Adesso il Lecco è in una fase sta cercando di gestire il pallone, è in mezzo al campo. È una fitta rete di passaggi, adesso c'è Mallamo avanza palla al piede, siamo sul cerchio di centrocampo. Bonaiti. Sì. Ancora l'apertura verso destra, verso Urso, adesso bravo in questo caso Triacca, la palla in mezzo, prova ad arpionarla. Una cosa micidiale. Sì, veramente bravissimo in questo caso sulla destra. Qui c'è un fallo da paura con un arbitro che veramente è una cosa scandalosa secondo me. Ma deve stare attento a muoversi l'arbitro perché non si deve spettinare. Se si spettina. Sì, ha subito fallo Mallamo. Fatto, certo. Però. E non ha dato un bel tubo. Niente. Ma comunque anche i guardia di quest'altro. Devo aiutare un po' di più. Sì, certo. Invece questi lo aiutano col fono, no? Lui intanto si ferma e si fa pettinare. Ridiamo perché bisogna ridere. Questa è una nazione che non ride più l'Italia. Sorridiamo. Attenzione, Mallamo. La palla all'indietro ancora fallo e finalmente questa è da munizione. Certo, questo è da munizione. Hai ammonito per niente prima. Sì, rivediamo il replay, praticamente Mallamo ha subito fallo da Brevi. Attorno al cerchio di centrocampo. Brevi che per essere precisi. Diciamo che Brevi ha giocato anche con Lineo. Sì, è Brevi Lineo. Siamo arrivati comunque al 66esimo e perlomeno si è scappato il pericolo del 60esimo. Sì, però non l'abbiamo ancora tirato in porta. No, è vero. Check del VAR, adesso capiamo un po' meglio la situazione. Ha chiesto il Lecco un check del VAR. Adesso ci sarà Ambrosino al monitor a guardare eventualmente la situazione. Adesso dovremmo capire, cioè qui è anche complicato capire cosa e che tipo di immagini vanno a vedere. Adesso lo fanno vedere. Esatto, questo contrasto. Per questo è un fallo dell'espulsione, non c'è da fare. Espulsione, però è entrato male. Malissimo. Una munizione la meritava. Sì, è il contrasto che coinvolge Mallamo. Se la caverà con una munizione, se lo dico io, giallo. Perché il giocatore del Lecco è in vantaggio netto. Certo. Sì, attorno al cerchio di centrocampo questo fallo di Brevi verso Mallamo. Poi che diavolo di falli fai a centrocampo? Questo non serviva neanche. No, esatto, proprio in quel senso lì. Proprio non serviva. Sì, perché non arriva sul ginocchio. Se certo, davanti una spanna gli prende il ginocchio dritto. Sì, e lo portiamo all'ospedale ingessato, ma è una roba. Vediamo devi guardare il gesto. Attenzione, vediamo l'uomo che fa la televisione, parlo sempre del Boy Scout, eccolo qui.
Niente, bravo, fantastico. Neanche una munizione. No, Niente, no. Dovete riconoscermi la paternità del fatto che io li becco subito. Dal primo tempo è una roba impressionante. Sì, però qua è entrato scordinato e malo modo, almeno una munizione se la meritava. Assolutamente. Intanto siamo al 68esimo minuto, siamo sul cerchio di centrocampo, ancora 0-0 tra le due squadre e adesso c'è la pubblicità in possesso del Lecco. Ok, rientrati per Treviso Calcio Lecco, è il 69esimo, direi ormai il 70esimo. C'è qualche situazione particolare perché è stato fermato il gioco. Cooling break. Cooling break. Vanno tutti a bere... Sì, Prosecco, il Prosecco. Beh, Prosecco non direi, però magari qualche Campari sì. La terra del Prosecco lì, Terra del Prosecco, assolutamente, io ne prendevo proprio uno spadeluffo. Ma... giustamente dicevi Gigi, ti è sembrato il Lecco nel secondo tempo meno ordinato, un po' più confusionario. Sì, anche perché direi che non abbiamo ancora tirato in porta, sono passati 20 minuti. Abbiamo avuto due lampi con Fasan e quell'altro chi era che ha perso la palla prima sul lungo. Sì, ma non abbiamo creato Non abbiamo creato niente quando stavamo andando direttamente verso l'area. Direi che abbiamo giocato una partita secondo tempo più a metà campo, più uno scontro fisico, più agonismo, però con poca lucidità, con Assolutamente. a differenza del primo tempo che eravamo più ordinati. No? Intanto vediamo l'allenatore del Treviso Gorini che sta categorizzando praticamente tutta la squadra e anche il gruppo Boy Scout che sta bevendo l'estate. Prosecco. Il Prosecco mascherato. Ci è arrivato il dato degli spettatori presenti allo stadio Tenni di Treviso stasera, 3.577. Bene. È un bel risultato per loro dopo tantissimi anni che praticamente non facevano la categoria Serie C. Tra l'altro, a proposito, riguardo alla Serie C, Treviso, Lecco, quindi questa partita, diciamo, l'ultimo scontro che c'è stato tra le due squadre è finito 0-0. Nel 2000, comunque parliamo di una quindicina di anni fa, nel 2011, e quindi al Tenni era finita 0-0 come adesso. C'ero. E io c'ero. Anch'io. C'eravamo tutti e due. Io e il dottor Riva Fausto eravamo presenti. Io ho visto la partita in casa, ero molto piccolo, ricordo, ho visto la partita in casa. Purtroppo non era andata bene, però mi ricordo di aver visto quella partita. Eravamo ancora in C2, tanto tempo fa, sì. Primo risultato finale, Novara 2, Caratese 2. Punto. Inaspettato. Adesso c'è il Lecco che appunto sta cercando di battagliare con Triacca, siamo sul cerchio di centrocampo, adesso prova a uscirne in qualche modo il Treviso ma non ci riesce, è bravo in questo caso Arena a recuperare il pallone, a farlo suo. Arena mi è piaciuto molto. Anche a me, è sempre stato attento. Quando sei sembra stato un buon difensore. Sì, certo. È la prima volta che lo vedo però. Bonai ti tocca il pallone in mezzo al campo. Mutassim prova a avanzare verso la tre quarti del Treviso, ci riesce. Il passaggio che non arriva però a Murillo, però il pallone è verso Mallamo, siamo sulla destra con Urso. Apertura verso Triacca, siamo sempre sulla destra, attacca al Lecco e prova almeno ci prova. In zona offensiva praticamente c'è Fasan che prova a mettere scompiglio nei pressi dell'area di rigore e praticamente è stato murato. Calcio d'angolo a favore del Lecco? Mi sembrava, però neanche a me, ma voglio dire, adesso al di là che sbaglia a favore di uno o dell'altro, è un arbitro che è scarso. Come si fa a dire che uno così è in carriera? Ma questo qui è in carriera. Sì, la fortuna che ha sbagliato non in situazioni decisive, determinanti. Non è riuscito a modificare l'andazzo della gara fino adesso. Ci sarà quindi un calcio d'angolo al minuto 72, la palla in mezzo e poi il colpo di testa da parte del Treviso ad intercettare la palla. Praticamente c'è stato un fallo in attacco da parte del Lecco.
Si è buttato lui, però guarda, Sì, sì. guarda. Sì, ma è una... Guarda come fa lui, va a cercare lui, l'ha visto? Hai visto? L'ha Sì. spinto il Sì, suo c'è- compagno, Sì, ma il suo compagno che l'ha spinto. Non è andato a buon fine quindi questo calcio d'angolo che è stato battuto dal Lecco e praticamente si è concluso con un fallo in attacco da parte del Lecco, almeno questo è stato fischiato dall'arbitro. come diceva Matteo, il fondo ricorda molto la patata di Martinengo, il fondo di questo campo. Come si fa a omologare un campo così? Io dico, ma è roba da matti. E continua a ammonire la gente questo qui, ma dai, ma torna da dove sei venuto, a Torre del Greco, su. A parte che sono tutti uguali poi alla fine, c'è gente scarsa, capisco che devono tirare su che una nuova scuola di arbitri, ma questi qui... Ammonizione comunque per Ha Arena. messo il piede, ma l'altro ha abbassato la testa. quello che Sì, ha visto, certo, è un errore, sono Non posso sottigliezze. anticipare così, quello ha abbassato la testa. No, ma consentimi Gigi, sono sottigliezze, però continua a sbagliare. Come si fa a definire un arbitro così? Lo vedo adesso per la prima volta, ma questo è uno che non sa neanche dov'è. Purtroppo anche queste cose ti fanno giocare, magari invece di giocare a metà campo offensiva, giochi nella metà campo difensiva, perché anche l'arbitro poi ti può incidere, condizionare anche sulle piccole cose. Sì, sì, guarda, io ho un nipote che lavora con il Como in prima squadra e mi diceva che per esempio quando ho giocato con l'Inter sono entrati negli spogliatoi nel primo tempo Marotta e quell'altro lì, l'argentino, come si chiama, Zanetti, davanti alla porta dell'arbitro. Cosa vuol dire? Ma non è molto bello. No, perché tu anche se non dici niente causi pressione. La presenza fa pressione. Sì, attenzione però il Treviso è in attacco, praticamente adesso c'è Romeo che prova a gestire il pallone, intanto sono stati fatti 2 cambi dal Treviso. Attenzione, prova a colpire in questo caso il Treviso in zona offensiva, bravo il Lecco a provare a uscire Ha gestito con la bene la palla. palla Murillo che Era è al tornato in limite difesa. dell'area, era al limite dell'area. Guarda, adesso è già in attacco. Sì, il Lecco praticamente ha provato Ma no! a fare questo contropiede, non ci è riuscito, è stato intercettato il pallone da parte del Treviso, adesso il colpo di testa di Romeo che praticamente riesce comunque però il Lecco a mantenere il possesso della palla. Dai, Siamo che sulla stiamo zona facendo, difensiva, su. praticamente adesso sta cercando di impostare l'azione da dietro il Lecco, intanto sono stati fatti 2 cambi dal Treviso, come dicevo sono entrati Ciuferri e Gianluca Rossi. Arena sempre freddo, sempre freddo, sempre... Ma direi che dietro è stato il migliore. Assolutamente. Mi è piaciuto molto meno Sin, che si è perso via in 4 o 5 cose un po' da immaturo, difatti probabilmente un po' lo è. Fallo, Mutassim subisce fallo poco dopo la zona centrale del campo, nel cerchio di centrocampo, quindi adesso il Lecco può avanzare di qualche metro, sicuramente può respirare un po' più in avanti. Adesso entra Capello ed esce Meno Murillo. male, ho detto al 70°, ho sbagliato di 6 minuti. L'ultimo quarto d'ora. Ce l'ha? Ah, ecco. Beh. Ragazzi, toglie la punta che ha giocato fino adesso, se anche probabilmente un po' stancato, e metti il Cappello che poteva essere quello che lo serviva meglio. Mi sarebbe piaciuto vederli insieme. Insieme, anche a me. Va bene. Calcio di punizione per il Lecco, siamo sulla 3/4 campo del Treviso, siamo sulla sinistra e adesso è tutto pronto, la palla in mezzo, il colpo di testa, attenzione Urso, la scarica. Mamma mia, palo! Il palo! Mamma mia! Mettiamo ordine, ecco. C'è stato prima un palo da parte del Lecco, poi c'è stato un successivo tiro sempre da parte del Lecco. Vediamo se e lo poi fanno c'è stata rivedere perché non ho capito chi ha calciato. Sì, c'è stata un po' di confusione all'interno dell'area di rigore, praticamente c'è stato un palo colpito da parte del Lecco, poi un successivo tiro ancora sempre della formazione ospite e praticamente c'è stata la parata di Nobile, quindi occasione molto importante per il Lecco per provare ad andare in vantaggio. Adesso siamo al 77esimo, intanto Triacca prova sulla 3/4 campo del Treviso a rendersi pericoloso, poi appoggio verso Bonaiti, poi Urso sulla sinistra, siamo ancora sulla 3/4 campo del Treviso, adesso siamo sul cerchio di centrocampo. Siamo risvegliati però. Arena sbaglia l'appoggio, per un momento invece riesce comunque a passare il pallone a Mutassim e praticamente ci sarà un calcio di punizione. Adesso forse... Anche da dietro questo devi ammonirlo, è già la seconda volta che può ammonire e non ammonisce.
No, ragazzi, lui ha queste riunioni che fanno in settimana per i saluti. Ma al contrario però lo fa. Sì, al contrario lo fa. Questa è la dimostrazione che è un arbitro mediocre. Comunque ha avuto un'ottima occasione da gol per fare gol, Sì, quella più pericolosa di tutta la partita. Direi che al 77esimo abbiamo tirato in porta nel secondo tempo per la prima volta e abbiamo creato una grossa occasione. Cappello numero 10. Quindi c'è stato un fallo subito da Mutassim da parte di Odogwu. Quindi adesso ci sarà un calcio di punizione sulla tre quarti campo, sì, c'è Urso sul pallone, Lecco che quindi è in possesso di palla, ci sarà un calcio di punizione sulla tre quarti campo del Lecco, del Treviso, scusate, siamo al minuto 78, Urso, la scodella in mezzo, e buona parata su palo Sin. ancora, Sì, secondo palo del Lecco. Sì, c'è praticamente stato questo tentativo da parte di Sin che è finito sul palo. L'illusione ha dato che l'idea che fosse parata del portiere invece è stato proprio palo. Il primo tempo in questi 2 minuti. È stato proprio palo, è stato Sin in questo caso a colpire e c'è stato un palo. Come pericolosità abbiamo fatto di più in questi 2 minuti che in tutto il primo tempo. Ecco, rivediamo il colpo di testa di Sin. No, la parata, vedi, allora avevo visto bene. Non è stato colpito il palo, quindi c'è stata la parata da parte del portiere, quindi attenzione, di Nobile. Attenzione al Treviso che in questo momento attacca sulla tre quarti Lecco sulla fascia destra. Adesso prova a immolarsi sulla destra proprio il Treviso, adesso ci sarà una rimessa laterale che verrà battuta dal numero 7 Brevi, però passa il pallone poi al numero 2 Brigati. Adesso siamo nei pressi del corner, sulla zona destra praticamente, Lecco che è costretto quindi a difendere, però nulla di fatto, pubblicità. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Bentornati sulla partita di Treviso-Lecco 0-0 all'80esimo con il Lecco che ha avuto 2 grossissime occasioni, un palo e l'ultimo quello di Sin che ha colpito palo, però 2 pali in 2 occasioni. 2 pali in 2 occasioni. In questo momento il Lecco è in attacco sulla tre quarti e sta calciando la punizione verso Urso. Sì, attenzione, Fasan prova ad accentrarsi, la palla in mezzo, il colpo di testa da parte del Lecco che però non va a buon fine da parte di Triacca. In questo caso praticamente è stata brava la difesa del Treviso a respingere, minuto 81, attenzione Fasan che però non riesce nel suo intento però bravissimo in questo caso ad avanzare palla al piede il Treviso. Siamo sul cerchio di centrocampo, bravo in questo caso Ciuferri che ha sfilato la palla ai giocatori del Lecco e ha subito fallo. Siamo sul cerchio di centrocampo. C'è stata una sostituzione per il Lecco nel frattempo, Rizzo è entrato per Urso. Sì. Urso non ne aveva più. Sì, quindi praticamente adesso il Lecco è con la sostituzione cioè tra Rizzo e Urso praticamente adesso ha esaurito tutti i 5 cambi e quindi il Lecco quindi adesso dovrà giocare questi ultimi minuti di gioco senza poter sfruttare più sostituzioni. Siamo al minuto 82, avanza palla al piede, siamo sul cerchio di centrocampo, la palla in verticale. Adesso il pallone è sempre del Lecco, siamo sul cerchio di centrocampo con Triacca, apertura verso Rizzo viene atterrato ma non c'è nulla, attenzione Odogwu sulla sinistra prova sulla tre quarti di campo del Lecco. Ancora, sì, ma sì, piantala. Ha fatto bene, Bonetti sì, è stato Bonetti a ricevere la munizione. Andavano in contropiede. Sì, è fallo tattico. Fallo tattico che ci sta. Ma come si chiama quel cosino qui di Torre del Greco? Ambrosino? Se gli daremo l'Ambrosino d'oro, però basta che la smetti di fare l'arbitro. L'unica cosa che non ha tenuto lo stesso metodo. Beh, no, esatto, io su questo mi arrabbio. Certi falli li fischi e li ammonisci, no?
perché vanno ammoniti, li ha fatti il Lecco, ma falli anche per loro. Un paio di occasioni le ha avute per ammonirli. Sì, assolutamente. Sul 83 sì, sul pallone ci sono Rossi e Liotti, quindi sarà il numero 94 a calciare palla in mezzo. Il calcio di punizione è stato battuto sulla tre quarti campo del Lecco. Attenzione, bravo in questo caso Vettorel a uscire. Si stava facendo veramente pericolosa l'azione con alcuni uomini del Treviso in agguato in area di rigore. Minuto 83, Treviso. Guarda Lecco la 0-0. zolla che si è alzata dove c'è Vettorel. È un campo di patate. Signori, stiamo giocando da un fruttivendolo che si chiama Tenni e a cui è stata data l'omologazione. Bravissimi. Complimenti. Attenzione, il lancio lungo da parte del Lecco che riceve palla Rizzo in questo caso che è entrato al posto di Urso. Attenzione Triacca, la palla in mezzo, ancora Fasano in area di rigore, la palla in mezzo e non viene murata la sfera da parte della difesa avversaria. Scusa, ne abbiamo di più noi di loro però. Sì, ma siamo stati più confusionali, ma abbiamo creato le situazioni più importanti per andare in vantaggio nel secondo tempo. Però adesso stiamo giocando nella metà campo loro. Sì, assolutamente. Poi mi sembra che dal punto di vista fisico ci siamo di più. Infatti. Allora, la corsa non è mancata di sicuro. 84 e 25 secondi. Calcio d'angolo di Mutassim. Batte Mutassim. Sì. Calcio d'angolo. Il 79 è quasi pronto per la battuta. Attenzione. Palla in mezzo. E il pallone praticamente viene respinto dalla difesa del Treviso e quindi ci sarà rimessa laterale per il Lecco. Ma io direi che però bisogna nelle scuole calcio devono iniziare a fare i calci d'angolo, i calci da fermo un po'. Alzare meno la palla. Sì, perché sennò ciao. Rimessa laterale che verrà battuta sulla tre quarti campo da Triacca, tre quarti campo del Treviso. Triacca, lancio... Non si capisce. Ha invertito la rimessa. Ha invertito la rimessa, non so se forse ha perso troppo tempo. No, non lo so, ma è una roba che non si vede più da 10 anni. Attenzione, il colpo di testa da parte di Fasano verso Mallamo, siamo sul cerchio di centrocampo, adesso siamo sulla tre quarti, Mutassim corre, poi prova a ricevere palla a Capello, non ci riesce, allora ancora il Lecco che prova a insistere, lancio lungo verso gli attaccanti. Molti lanci imprecisi da parte del Lecco. Un po' sconclusionato, adesso subisce fallo il numero 25 Romeo, poi attenzione ancora il Treviso che prova a rendersi pericoloso con Brigati sulla destra, siamo sulla tre quarti campo del Lecco, ancora prova a trattenerlo senza fallo per il momento, poi il pallone esce fuori praticamente. Dai pagliaccio. Adesso ci sarà una rimessa laterale. No, è un angolo direttamente. Loro hanno creato 3-4 del Treviso. Sono più pericolosi in queste situazioni. Allora teniamoci le mani nascoste perché poi queste partite qui sono allucinanti. Attenzione. Perché? Mischia in aria, attenzione al tiro da parte del numero 29 perché Gerbi. Magari non hai fatto niente tutta la partita, poi dentro una palla e fai gol. Sì, è stata brava in questo caso la difesa a liberare, era un tiro dalla distanza di Gerbi. Attenzione Vettorello, per un momento c'è stato un errore da parte di Vettorello e è stato costretto a fare fallo. Ha salvato tutto? Adesso rivediamo, Nobile ha lanciato lungo. Poi Vettorello è stato un po' impreciso in uscita. La palla nell'uscita gli è battuta sulle gambe? Sin è stato a salvare un'occasione molto importante. Quindi adesso ci sarà un calcio d'angolo da parte del Treviso. Minuto 87 sul cronometro. Ricordatevi che le mani sono sempre nascoste. In segno di scongiuro, perché adesso il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, mancano pochi minuti alla fine. Calcio d'angolo per il Treviso, palla in mezzo, attenzione, bravo in questo caso il Lecco a liberare di testa, poi ancora il colpo di testa da parte di Arena, sempre a sventare la minaccia, poi Mallamo la palla all'indietro verso Capello, che praticamente si barcamena sulla sinistra, e c'è il giallo, c'è il giallo verso Brevi. A 2 minuti dalla fine Capello quindi subisce fallo da Brevi e avvicina la bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra e adesso
Diciamo che è un momento comunque complicato della partita, allora, siamo alla fine e siamo ancora questo sul momento 0-0. complicato per i nostri amici a casa va riassunto così: le squadre hanno dato tutte molto sul piano fisico, fa ancora molto caldo, no? È chiaro che perde anche un po' di lucidità, però ripeto, le occasioni per portarla a casa ce l'ha avuto solo il Lecco. Anche perché loro stanno facendo solo confusione, Sì, buttano le palle, si lanciano. La palla, non ha fatto un'azione pulita come Niente, è successo zero. al Lecco di fare delle belle cose. Lecco 2 volte nel primo tempo, 3 volte nel primo tempo e 2 volte adesso, direi che la partita l'ha fatta il Lecco. 88esimo. Sì, siamo vicini al 90esimo, adesso il Lecco recupera il pallone in zona difensiva. Teniamo la palla. La provo a provare a giocare dietro, Triacca verso Vettorella che lancia a lungo, minuto 89. Adesso Fasan prova a proteggere il pallone, non ci riesce e quindi è il Treviso a impossessarsi della sfera. Siamo sul cerchio di centrocampo e praticamente c'è molta lotta fisica, ne esce bene il Lecco che riesce a recuperare la palla con Rizzo, subisce fallo da Liotti, quindi adesso il Lecco può respirare. Qua. Esperienza questa. Sì. C'è un pagliato che ha fatto fallo. Adesso siamo vicini al 90esimo. Avete sentito dei lamenti dalla regia, per favore, conteniamoci. Si sta scaldando la fase finale di questa partita. Adesso ci sarà Vettorella a realizzare il lancio lungo, a far salire la squadra, il lancio lungo verso gli attaccanti, il colpo di testa a respingere da parte della difesa del Treviso, scusate. Adesso ci sarà Mallo che mette la palla verso Fasan si inserisce nell'area di rigore dalla sinistra, può calciare Fasan e poi il pallone viene murato dalla difesa del Treviso, ancora Odogwu. Adesso avanza palla al piede con Brevi, siamo sul cerchio centrocampo, sul settore di destra, il pallone verso Odogwu, ancora Odogwu. Siamo sul cerchio di centrocampo, bella palla che viene passata. Intanto è scoccato il 90esimo e non sappiamo quanto recuperano. Adesso Liotti sul settore di sinistra, sul cerchio di centrocampo, siamo in quella zona, siamo nella zona centrale del campo. Ormai vale tutto per questa partita perché, ripeto, neanche in questo campo a cui è stata data l'autorizzazione, ma ci sarà un arbitro, qualcuno che dice quanto tempo recuperiamo? Perché siamo al 91esimo fra un po'. Non hanno ancora detto niente. 6 minuti di recupero. Mamma mia, ma dov'è che li ha visti questo? Non lo so. Intanto c'è il secondo risultato finale della serata, 1-1 tra Albino Leffe e Ospitaletto. Adesso Lecco prova a rimettere in gioco il pallone con Arena che avanza al piede per vie centrali sul cerchio di centrocampo. Attenzione al contrasto da parte di Romeo che praticamente però fa finire fuori la palla, quindi adesso ci sarà il Lecco a battere la rimessa, quindi adesso già con battuta. Triacca, poi Arena, poi siamo sul cerchio di centrocampo sul settore di sinistra, poi con Triacca il colpo di testa a respingere da parte del Treviso, poi Bonaiti, poi ancora prova a rendersi pericoloso il Treviso ma viene atterrato in area il numero 29 Gerbi. Però si prosegue con il gioco. Bella palla. Litti sulla sinistra. Siamo sulla tre quarti campo del Treviso. Oh. Perde il duello contro l'avversario. Praticamente adesso si lancia in avanti il Treviso sul settore di destra. Siamo sul settore di centrocampo, sulla zona centrale del campo. Intanto adesso scintille tra l'arbitro e il numero 10 Capello. Minuto 92 di gioco, mancano 4 minuti alla fine. Terzo risultato finale, Renate 0, Cittadella 1. Ah, come mi spiace. Adesso praticamente c'è il Treviso che adesso prova a lanciare lungo il pallone verso la zona offensiva. Reclamano un rigore. Ma cosa vuoi dare un rigore di che cosa? Reclamano un rigore i giocatori del Treviso. Praticamente c'è stato questo lancio lungo da parte appunto dei giocatori biancazzurri verso l'area di rigore. Praticamente è stato atterrato un giocatore in area e adesso c'è un cerchio attorno all'arbitro Ambrosino per reclamare un presunto rigore. Ma anche se fosse stato dentro l'area, questo qui non è mai rigore. Non era rigore lo stesso.
La panchina del Treviso, quindi l'allenatore Gorini, ha giocato la tessera della PM. Ci prova. Beh sì. Quindi si pensa ad un presunto rigore per il Treviso per un contatto falloso in area. Praticamente si era reso molto pericoloso il Treviso in questo frangente. Sì, però adesso... è tutta roba buttata, non costruita, cioè io non ho visto delle trame di gioco precise. Assolutamente, guarda, una palla buttata. Quindi, amici all'ascolto, non è una... abbiamo subito delle azioni messe per come devono essere messe le azioni. Ha preso la palla qui adesso. Certo, non c'è rigore assolutamente. Ha preso la palla, Sì, il fallo subito da Romeo. Tra l'altro è fuori, se l'immagine è quella lì è fuori. La palla, tra l'altro. La palla viene da questa parte, vuol dire che la tocca il difensore. È Arena in questo caso che ha fatto il contrasto con il numero 25 Romeo, praticamente è poco fuori dall'area di rigore. Dai momenti di attesa, comunque adesso stiamo rivedendo l'azione in tutte le salse. Ormai le partite durano 250 ore, c'è una cosa impossibile. Poi cosa vuol dire giocare la carta? Fate il VAR come lo fate in Serie A, se lo volete fare. Certo. Quarto risultato finale, Desenzano 0-30-0. Trento ce l'abbiamo il prossimo lunedì, giusto? Sì, un'altra partita il lunedì e per giunta in trasferta. Contro il Trento, che tra l'altro è stato l'ultimo avversario del Treviso, il Trento, e praticamente con un super gol di Molina era riuscito a vincere contro il Treviso al debutto in Serie C. Ma qui era già entrato in Era già entrato, questo è un attimo dopo. Adesso la stanno facendo vedere già dentro, ma è partita fuori. Vediamo la decisione adesso di Ambrosino, quella definitiva. Vediamo. Rigore! Ma non può essere rigore per il Treviso. Ragazzi, quando io, allora, non vorrei sembrare il mago o Telma, ma questo qui è un imbecille. Bisogna chiamare le persone con il loro nome, uno si può sbagliare, ma come fai a dare un rigore in questo modo? Albino, non si può fare questa cosa qua con queste immagini, è tutto lì. Certo. Ritorniamo al discorso dell'anno scorso. Certo. Cioè, tu gli dai in mano queste immagini qua e uno le interpreta come c'è una voglia, che non sono chiare, è tutte sfocate, cioè non si vede la dinamica, cioè non si capisce un cazzo, poi dopo uno decide del sì o del no. Cioè, allora, francamente, se questo rigore viene segnato è un furto. Sì, va bene. No, però va sottolineato, va bene, non va bene, va male, perché ripeto, quando tu hai condotto una partita in cui hai ammonito da una sola parte, non hai visto da quell'altra, hai dato una munizione così perché ti è capitato di doverla dare a favore del Lecco, poi dai un rigore che praticamente, se ci fosse stato un fallo che non c'è, era cominciato sulla riga, fuori dalla riga. A me sembrava che vai fuori dalla riga l'inizio dell'azione. E poi mi sembrava addirittura che il difensore l'avesse toccata, la palla avesse fatto un movimento non a favore dell'attaccante. Per cui... Allora io dico che questo è un deficiente. No, è un peccato perché con tutti gli sforzi che ha fatto il Lecco anche nel secondo tempo ha avuto una gran bella corsa. Certo, ma questo, certo. Ma oltretutto una partita che viene comunque condizionata da un arbitraggio che sembrava lineare. Questo qui è l'unica cosa di lineare che c'ha, la cartina igienica in casa sua, quando la srotola. Gerbi contro Vettorella. Siamo alla fine della partita. Io non guardo. Rete, ha segnato il Treviso all'ultimo. Gol di Gerbi che esulta sotto la curva e il Treviso in vantaggio 1-0. Praticamente la partita è finita, non penso si recupererà praticamente più nulla. Si recupera un paio di minuti almeno. 3. È poco. Sì, se ne sono persi tante. È immeritata questa cosa. No, è immeritata. Vettorella da un lato, palla dall'altro. Hanno tirato in porta al 50° del primo tempo una volta e adesso gli ha dato il rigore a 9. Questa qui sarebbe una squadra ambiziosa, ma di che cosa? Non ha fatto un tubo, cioè voglio dire. Allora noi saremo anche tifosi e non lo nascondiamo, però porca miseria, cioè questi qui
E francamente hanno fatto delle sceneggiate per terra in un campo che, ripeto, se passiamo con le vanghe e il vomere riusciamo a mettere giù delle patate e dei pomodori. Abbiamo preso un palo, abbiamo fatto un'altra azione successivamente che potevamo andare in vantaggio prima, e poi la partita l'ha fatta il Lecco, la partita. Sì, assolutamente, ma purtroppo, guarda, io quando ti ho detto, queste partite qui mi fanno paura da un certo punto di vista, perché poi basta un episodio, l'episodio, tra l'altro è un episodio che non conta niente, trasformato da questo Ambrosino, l'arbitrino neanche un po' carino, l'ha trasformato in un casino. È veramente un peccato, perché non se lo meritano proprio, ragazzi. Adesso è stato battuto il calcio inizio da parte di Fasana, adesso è una fase abbastanza... diciamo c'è stato questo pallone che è stato spedito fuori da parte del Treviso. Ovviamente adesso il Treviso cercherà di proteggere a tutti i costi il vantaggio che ha ottenuto in questo finale su rigore con Gerbi. Adesso c'è una rimessa laterale sulla tre quarti di campo del Treviso, da parte del Lecco il lancio lungo, il colpo di testa, attenzione a Nobile che esce fuori con sicurezza. Nobile, mi stavi già su un occhio quando giocavi a Renate, qua poi fa il fenomeno del circo è questa, ma va. Nobile, palla lunga verso praticamente la difesa del Lecco, che adesso sventa la minaccia, perché era un pallone che era molto pericoloso sulla sinistra e Litti ha spazzato via. Adesso ci sarà la rimessa laterale per il Treviso. Una squadra di, se posso dire una cattiveria ma motivata, è una squadra di attori. Tutti i falli per terra, tutti i falli conciati da buttare via. No, è una cosa, voglio dire, secondo me è antisportiva, ma però si può anche fare, ma non si può accettare da parte di un arbitro che non veda niente. Ripeto, quando abbiamo una iattura come Orsato che dovrebbe mettere a posto gli arbitri, c'è il nuovo corso, ma quale corso? Corso Italia. Intanto adesso c'è Litti sulla sinistra, siamo sul settore di centrocampo, praticamente ha messo questo cross verso la zona avanzata del campo, praticamente Mutassim non ci è arrivato, è intervenuto Nobile in anticipo. Minuto 100 sul cronometro. Tanto questa partita qua è la dimostrazione che il calcio è scarso in Italia, sì, partendo da tutto, no? Da chi lo decide a chi lo gioca, sono completamente d'accordo, lo arbitra, e i risultati si vedono. Cioè dovrà passare ancora 10 anni, ma se ti metti di buzzo buono. È stato un grosso regalo però questo, al 96esimo. Sì, ma non devi dare all'arbitro l'occasione di poter decidere queste cose. Se tu giochi un po' sporco, con le immagini che ci sono, con gli arbitri preparati, con i poveri cristi qua che gli fanno vedere le immagini che vogliono loro, cioè che decidono, ma in generale, non sto parlando né per noi né per loro. Sì, ma peccato, perché con la partita che ha fatto il Lecco stasera, cioè è veramente un peccato. Cioè, se c'era una squadra che doveva perdere era il Treviso. Amici, tiriamoci sul morale. Diceva giustamente Gigi che qualche squadra è anche importante l'ha allenata, che praticamente per mettere a posto le squadre comunque ci vogliono 5-6 domeniche, ci puoi 6 gare. 8 partite e vedi come si mette. Cosa ti aspetta quell'anno lì? Devo dire che praticamente questi qui hanno vinto non meritandolo, e se c'è un karma, secondo me, ritorneranno da dove sono venuti, perché è una cosa impressionante. Questa qui me l'hanno descritta come uno squadrone. Di cosa c'è da squadrone? Hanno tirato in porto al 50° per la prima volta, e l'altra seconda occasione, ed era data all'arbitro, era creata all'arbitro. Noi abbiamo creato un paio, 3 occasioni nel primo tempo e altre 2 pericolosissime nel secondo tempo, che ho preso un palo, e per cui se c'era una squadra da vincere era il Lecco. Anche il pareggio non andava bene secondo me, per quello che avevamo fatto vedere, addirittura abbiamo perso. Cosa vuol dire classifica Lecco 2? Non è 2, è 1. No, 2 partite giocate. Sì, va bene, allora in testa l'Union Brescia con 6 punti, segue Cittadella sempre a 6 punti, Alcione a 4, Ospitaletto a 4, Juventus a 4, Albino Leffe a 4, Dolomiti a 4, Trento a 4, Arzignano a 4, Treviso a 3, Lumezzane a 3, e poi non sono più riuscito a dirli. Poi tutto quello è sotto. Allora c'è l'Ecco a centrocampo che si sta leccando le ferite, ma giustamente non abbiamo... Tiri nello specchio 7 da parte dell'Ecco e 12 tiri totali, 13 tiri totali del Treviso e 2 nello specchio.
Cioè già questo ti fa capire. Sì, ma Matteo. Allora Matteo? Ciao. Ciao. Questa qui proprio veramente è stata un furto legalizzato, dai. Io non so, poi sulla situazione finale del rigore non mi dovete aiutare perché cambia parecchio. Io ho avuto l'impressione veramente che prima di tutto è iniziata da fuori aria e poi io ho avuto l'impressione che il tocco, il nostro difensore ha preso la palla e dopo successivamente l'attaccante è caduto per terra. Quando ci sono queste situazioni non è neanche facile interpretarle, certo se poi vai a vederle in una dinamica di rallenti o di televisivo non è uguale come quando lo vivi in campo, per cui secondo me non era assolutamente rigore. Poi dopo l'arbitro ha deciso diversamente, pazienza. Sì, irrobustendo la sua decisione, tra l'altro, che aveva inizialmente fischiato fallo dal limite. Per me, a me sembrava un fallo dal limite, un fallo. Anche io non ho neanche visto il fallo, sinceramente. Che quello che ha chiesto, che è quello che aveva dato poi inizialmente, quindi. No, ma è un altro figlio di Orsato, Orsato per me è uno dei peggiori arbitri che ci sono stati in Italia, no? Però siccome tra la mediocrità che impera a livello arbitrale è chiaro che qualcuno poi lo deve scegliere, no? E hanno scelto quello che per loro era il meno peggio. Sì, comunque al di là di questa situazione venire fuori a qua senza punti onestamente è assurdo, perché è una partita nella quale il primo tiro in porta del Treviso arriva a 5 minuti dalla fine su cui Vettorel non è perfetto, però insomma, parliamo di un tiro da 30 metri, insomma un po' troppo poco per venire fuori a questa partita. Per vincere la partita è troppo per loro. Sicuramente sì, comunque Vettorel non ha dovuto fare quello che ha fatto Nobile in un paio di circostanze, quindi poi nel calcio rimane il risultato e alla fine poi si ricorderà solo quello, però vorrei fare un appunto, che non sta. Certo, siccome siamo alla seconda partita, quindi per il Lecco che ne giocherà un'altra in trasferta lunedì, mi domando come si fa a definire il Treviso, se questo è il Treviso che abbiamo visto, no, una squadra, uno squadrone. Io vi dico che siamo impazziti. Questa è una squadra da media classifica se gli va bene. No, è una squadra che sicuramente ha molto attaccabile in difesa, comunque abbastanza lenta, qui sicuramente riuscirà a fare un po' di più il suo gioco, perché comunque veramente il campo non permette di giocare un buon calcio, fondamentalmente ma un calcio di fisico muscolare, quindi per come sono costruiti con l'Odogu di turno sicuramente avranno la possibilità di far bene qui. Ma dicevo, detto ciò, sono molto aggrappati a un giocatore di quasi 36 anni con una condizione fisica insomma un po' ballerina, quindi è una buona squadra, continuo a reputarla una buona squadra che sicuramente farà un buon campionato. Ma oggi non l'ha meritato, secondo me. Oggi non l'ha meritato, ecco. No, oggi non l'ha meritato. Il discorso finiva così, oggi non l'ha sicuramente né meritato né di. Ma aggiungo che francamente io non ho visto neanche delle eccellenze dentro lì come giocatori. Ha comprato dei nomi su quelle squadre fatte praticamente con le figurine, dopodiché si riesce magari a metterle insieme. Sì, sicuramente. Poi ti ripeto, oggi è passato quasi tutto da Odogu, quindi senza posso vedere dei problemi, però appunto devo poi guardare principalmente quello che ha fatto il Lecco. Ha fatto una buona partita, un po' ingenua nella gestione dei palloni alla fine, fondamentalmente gli ultimi paio di palloni che si poteva sicuramente gestire meglio. Sicuramente è una squadra che oggi meritava di perdere, sì, ma fuori da ogni discussione per quanto mi riguarda. Sì, assolutamente, ma aggiungo che poi tu hai passato una settimana dicendomi guarda che non so se devo andare a Treviso perché devono omologare il campo e lo stadio e quant'altro, bene, forse andremo a Fontana Fredda, bene, danno l'ok a Treviso e cosa ci presentano davanti agli occhi?
un campo dove farsi male non è normale, è quasi sicuro. Infatti loro ha portato a casa un infortunio, penso anche discretamente severo. Un campo così rischi tanto. Che voglio dire, stiamo a guardare tutto, cioè, facciamo il gesto del televisore e poi facciamo giocare la gente in un campo di patate del 1930. Va bene, allora questo squadrone, questa società così importante, non è così importante, perché se ha messo a posto lo stadio, metteva a posto anche il campo. No, ma il campo tra l'altro l'hanno anche messo giù di recente, però, Dio, sai, avevamo fatto un bel lavoro, c'era anche molta erba spontanea lì dentro, quindi... Sì, ma io ho visto delle zone del campo completamente senza erba, o con poca erba. Quindi francamente non so. Allora, non ci meravigliamo di niente, ci spiace per questa partita che è andata male, ma è andata male perché è stata condizionata da una serie di errori. Non vorrei che ci dimenticassimo del fatto che durante la partita questo Ambrosino, bel bambino e un po' no? Abbia ammonito a senso unico. Non credo che ci sia più di un ammonito del Treviso. No, penso uno solo, a memoria penso uno solo. Mi pare che i falli siano stati fatti finale, sì, la situazione finale sulla nostra zona sinistra del campo. Però alla fine, ciao Matteo, sono Fausto. Ciao. Però alla fine il discorso che rispetto all'anno scorso sono due partenze completamente all'opposto, nel senso l'anno scorso si è partito con una squadra già strutturata nel ritiro. Quest'anno, dell'anno scorso, parlavamo con Paolo, in partenza c'erano dentro tre giocatori, cioè con gente che sta fuori perché non sa dove deve andare a finire, 3 giocatori non convocati, con un calciomercato che non è ancora finito, con gente che probabilmente vedremo una squadra tra un mese. Perché il problema è anche questo, poi è stata la scelta. Al di là del parlare del Treviso e mica del Treviso, il Treviso lo vedremo, ormai è la seconda partita questo, si stanno già facendo i processi in Serie A, in Serie B, lo si fa in Serie C. Dobbiamo aspettare che le cose si sistemino, che tutti si rendano un po' più omogenei, la squadra si omogenizzi e il fatto che poi chiaramente si parla del campo, è un campo questo qua che lo vedi a dicembre, gennaio, febbraio, non lo vedi adesso, però questo è per tutte e due, penso che anche il Treviso sia stato condizionato. Non puoi dare, scusami Fausto, non puoi dare l'omologazione sull'impianto, non è sull'erba. Sì, no, ho capito, poi però tu non puoi dare a questa gente qui l'impianto, perché nell'impianto non si fa male a nessuno, contano solo i seggiolini, mentre poi guardi il campo e vedi che è un cagaio, scusate l'espressione, e quindi cosa devi fare? Bene. Sì, no, è tutto vero, hai ragione, però abbiamo perso 1-0 su un calcio di rigore. È stato l'unico tiro in porta che probabilmente mi dite neanche c'era, quindi no, io vi inviterei invece tutti abbastanza le palle la cosa. Certo, ma inviterei tutti i giornalai, ne conosciamo diversi, a dire delle cose come sono. Quando si dice che una squadra è ricca di ambizione, che è uno squadrone che ha messo una squadra molto forte. E vabbè, ma Albino, è come andare a chiedere all'oste com'è il suo vino. Cioè, cosa vuoi che ti dicono da Treviso? No, ma non parlo di Treviso, scusami, non sto parlando. Ma è una campagna pubblicitaria. Ma no, ma io non sto parlando di Treviso, sto parlando anche di giornalisti che sono lecchesi. Diciamo la verità. No, se poi dici che una squadra è una super squadra, non è una super squadra, è una squadra qualsiasi. Ha fatto un tiro in porta e andate in rigore. Allora, io la prima partita che vedo del Lecco, ma se dovessi guardare questa partita, la partita l'ha fatta il Lecco, le occasioni le ho viste che l'ha creata il Lecco, per cui io ho avuto una buona impressione. Bisogna dare un po' di tempo alle persone per mettano in piedi questa squadra, però io come prima impressione per me è stata positiva. Mi dispiace che ho visto il Lecco perdere per la prima volta e non è che mi fa piacere, però mi sembra che gli ha dato un grosso regalo, un grosso aiuto l'arbitro oggi Sì, tra l'altro questo lo dico perché poi parte il tantam di quelli che devono dire che sanno tutto loro, che hanno visto cioè alla fine bisogna capire anche che certe partite le giochi in campo con uno che ti deve dire sì no e che dice sì quando doveva dire no.
Sì, beh, questo è molto dirimente come sempre. L'arbitro ti risolve la partita da lui. Fa la differenza. Ma sapendo... Già gli avrei detto mi sarebbero girate le palle pure a pareggiare. Certo. Matteo, però sapendo, hai passato praticamente quasi 100 minuti con quest'arbitro e alla fine da un giocatore esperto devi essere pulito, non devi dare adito a interpretazioni dell'arbitro, anche perché gli dai all'arbitro delle immagini che sono di difficile interpretazione perché sono sgranate, sono viste in posizioni diverse, non si riesce quando iniziare dove i piedi del giocatore che fa fallo, il presunto fallo, e quello che lo riceve, dov'è la linea dell'area di rigore. Cioè, adesso l'arbitro è scarso perché doveva ammonire, ne ha ammoniti 3 o 4 dei nostri, doveva ammonire 3 o 4 anche dei loro, soprattutto sul fallo quello che c'è stato a centrocampo, su una gamba tesa sul ginocchio. Allora non vuoi espellere, ma almeno dai l'ammonizione perché l'intenzione era di far male, no? Perché si deve fare anche di dare la munizione sull'intenzione di far male, no? Poi arrivi lì a 2 minuti dalla fine, gli dai l'occasione un po' sporca, questo vede quello che vuol vedere, in casa su 3.500 spettatori, la prima che gioca in casa a Treviso, squadra meravigliosa, squadra che deve vincere il campionato, ti dà il rigore, basta, è finito, questo è l'analisi. Devo andare in sala stampa. Bene. Vi saluto. Ciao Matteo. Ciao Matteo, buon rientro. Ciao, grazie, ciao. Allora, terminiamo le operazioni salutando tutti quelli che hanno seguito questa, diciamo così, radio telecronaca, dicendo che non bisogna demoralizzarsi come poi Gigi ha più volte espresso, perché è ancora un po' presto per tirare le conclusioni. Oggi il Lecco ha perso una partita che doveva vincere 2-0, 1-0, 2-0, non lo so. Meritava di vincere soprattutto, ai punti l'ha vinta, ma c'è stata una serie di motivazioni per le quali poi non è riuscito a farlo, anche perché segnate da dei giudizi un po' allucinanti, no. Poi ripeto, se però noi abbiamo il VAR, che è questo, è meglio giocare senza. Sì, comunque la prestazione del Lecco l'ha fatta, non è che non l'ha fatta oggi. Sì, no, certo. Per cui allora, va detto, questa è una cosa positiva, assolutamente, in una giornata negativa come risultato. Negativo il risultato, però lascia... la prestazione invece fatta, almeno noi qua l'abbiamo vissuta e ci lascia abbastanza così consapevoli del fatto che è una squadra che può solo migliorare. No. Certo. Poi se da delle vicissitudini tipo un Magrassi che firma, deve entrare per firmare, poi è andato, non so, nel solaio, no? Ha sbagliato posto, non si è più raccapezzato, non è più tornato alla firma. Cioè è una squadra che andava costruita, secondo me, dal punto di vista critico, nella parte principale, la punta che già l'anno scorso con Sipos ci aveva dato delle soddisfazioni, subito, perché se aspetti troppo mercato, probabilmente quel poco che c'è di punti sul mercato sparisce. Però come diceva giustamente Fausto, è una squadra in costruzione, sì. Cui quello... No, poi ha dato dei segnali in Lecco che non mi sarei aspettato, dico sinceramente. No. Ha avuto dei momenti anche di confusione, però ma in non linea sono stati pericolosi gli altri. Mai. No, in linea generale è andato tutto bene. Comunque, niente, ci lasciamo con un po' di amarezza, ma con anche un po' di fiducia, e ci rivedremo. Domani sera ci sarà la trasmissione che doveva essere fatta oggi, che è lunedì, anche questo giocare, venerdì, sabato, domenica, lunedì, e poi invece ci sarà Trento-Lecco lunedì prossimo con Davide, Stefano Bolotta, che porterà anche lui i suoi ospiti. Grazie a tutti per l'ascolto ed è stato molto bello ritornare qui dopo tanti mesi. Grazie. Ciao a tutti. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.